10 minuti, perché se no non ci sta. Ciao! Ciao. Sì, sì, è vero, è vero. Allora, sì, la diretta è partita. Facciamo questo sfondo. Scusami, chiediamo Dov'è il pulsante? questo. Ah, ok, perfetto. Siccome questi due non sono in tempo, quindi mettiamo in mezzo, capito? Perché parlano Mediante loro. dovrebbero farci anche il direttore, dovrebbe esserci anche il direttore del dipartimento di Ok, salute. vabbè, li metto al Chiedi- posto di Irene Testa e faccio... Sì, li metto qui sì. in mezzo a Irene Testa, facciamo 12 e 13. Ciao! Quindi io i primi che chiamo sono... Vabbè, siete voi due, ci siete solo voi due. E poi chiami gli altri. Ah, alle 9 era, no, dai, iniziamo. Sì. Allora, buongiorno a tutti e a tutti, benvenute e benvenuti. Allora, benvenute e benvenuti. Questa conferenza è organizzata dall'ASARP, l'Associazione Sarda per l'attuazione della riforma psichiatrica, dall'UNASAM, l'Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale, la CGIL di Cagliari e dalla Conferenza Nazionale Autogestita Diritti, Libertà e Servizi. Chiamo Simona Fanzeco con noi, la segretaria della Camera del Lavoro di Cagliari della CGIL. Due comunicazioni prima di iniziare. Questa conferenza sarà registrata, sarà visibile in diretta dai canali dell'ASARP e dei canali social dell'ASARP e di Radio Onde Corte, e sarà possibile anche poi successivamente rivederla in differita, perché rimarrà registrata in questi canali. Abbiamo invitato l'assessore regionale alla sanità Armando Bartolazzi, i commissari straordinari delle aziende sanitarie locali della Sardegna, le amministrazioni comunali. Hanno risposto a questo sollecito di incontro, hanno comunicato la loro presenza il commissario straordinario della ASL di Oristano e il direttore sanitario della ASL di San Luri, in rappresentanza del commissario straordinario della ASL di San Luri. Sono Roberto Lodo, faccio parte dell'ASARP. La ragione di questo incontro è determinata dalla necessità di ricominciare a parlare di cura. Ricominciare a parlare di cura tra risorse insufficienti, fuga degli operatori, carenza di personale, poco efficienti e poco efficaci politiche regionali sulla salute mentale, pratiche, visioni e culture che ancora oggi non sono compatibili con la legge 180, e all'interno di questo quadro uno Stato che negli ultimi posti in Europa in ordine agli stanziamenti per
la salute mentale. La domanda che ci poniamo oggi è come fare a passare, come recita il titolo di questa conferenza, da una psichiatria custodialistica, repressiva, alla salute mentale comunitaria. La salute mentale infatti non è uno spazio definito che puoi trovare su un numero civico su Google Maps. È un sistema complesso, è una galassia composta da medicina territoriale, da dipartimenti, centri di salute mentale, cure domiciliari, centri diurni, progetti sociali, cooperative del privato sociale, comunità e anche, ancora oggi, nonostante 46 anni, quasi 47 di riforma Basaglia, i reparti di ospedale, gli SPDC, che hanno un ruolo centrale, quasi fondamentale nel vertice del governo dei servizi di cura. Chi ha scelto questo titolo di questo incontro vuole evidenziare una differenza tra la salute mentale di una comunità consapevole, protagonista, responsabile, partecipante e una visione di una psichiatria che oggi anche nel nostro territorio è predisposizione di letti, sistemi di controllo, sistemi di sicurezza e poi c'è anche in atto una trasformazione talvolta consapevole, talvolta inconsapevole dei centri di salute mentale in centri trasformati in servizi ambulatoriali specialistici di psichiatria. Luoghi per chi li frequenta, familiari, persone in cura, anche operatori, che sono spesso abitati da persone in fila, in costante attesa, dove uno psichiatra impegna le sue ore di servizio per fare diagnosi, per prescrivere farmaci, per inviare talvolta lontano, in strutture, in cliniche private, in luoghi misteriosi, quelli che non funzionano più, fuori dai luoghi in cui vivono, quelli che sono di peso, di fastidio, poveri, perciò persone che non possono guarire, scarti, come direbbe il Papa che c'era prima. E allora come facciamo a fermare questa deriva custodialistica? La distanza tra la società e le persone che vivono l'esperienza della cura nella salute mentale viene creata quando le persone smettono di essere considerate persone, ma si trasformano in diagnosi. Questa distanza si allarga quando le persone non funzionano più, una distanza che trasforma le persone in oggetti, quando si passa dal fare qualcosa per quelli che sono fragili al metterli in un posto apposito, e custodirli in un posto apposito. Ecco, dopo 46 anni di legge Basaglia, perché un servizio di salute mentale non può essere ancora un luogo attraversabile, perché non può essere un luogo di passaggio, uno spazio di accoglienza, di ristoro, un luogo considerato familiare, dove le persone ci possono andare, anche le persone dei nostri quartieri ci possono andare a parlare per far sentire il proprio male, la loro sofferenza e trovare qualcuno che si prenda cura di loro. Ecco, dopo 46 anni di legge Basaglia, chi ancora non ha compreso che la salute mentale è indissolubilmente connessa con le politiche sociali, con il diritto alla casa, con il diritto all'abitare, il diritto alla socialità, al lavoro, al reddito. Questi sono elementi fondamentali per garantire una buona presa in carico delle persone nei servizi territoriali, eppure la maggioranza dei CSM non hanno percorsi di cura personalizzati. Ecco, a 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia, la seconda conferenza autogestita per la salute mentale di Roma ha voluto proporre uno stato di mobilitazione popolare e sociale per affermare il diritto alla tutela della salute mentale e alle cure, per costruire alleanze e strategie di promozione dei diritti e per riportare speranza e garantire pratiche reali di emancipazione. E per praticare questo stato di mobilitazione popolare che generi nella nostra società elementi di rottura e di conflitto con l'esistente, elementi di cambiamento, di trasformazione, dobbiamo contrastare
la supremazia della pericolosità e della sicurezza che è insita nella nostra società, altrimenti non avremo il governo che abbiamo. Una dimensione che è presente nel senso comune della nostra società e quindi anche per forza nei nostri centri di salute mentale. Questa è una dimensione che cancella la visione della cura e trasforma chi vive una condizione di fragilità spesso in una minaccia grave per l'incolumità degli altri, delle persone vicine. Ecco, quindi e concludo che il CSM dovrebbe essere un posto dove ci si occupa della miseria, della fatica del vivere quotidiano, dove si viene inseriti al tirocinio lavorativo, dove si viene formati e coinvolti, dove si instaurano relazioni, scambio orizzontale, ascolto, partecipazione consapevole, dove ci si sente cittadini e cittadine. Dovrebbe essere uno spazio aperto, un'agorà, in cui ci puoi andare in qualsiasi momento, anche se non sei un paziente. Uno spazio dove si possa scrivere, cantare, fare teatro, giocare, creare amicizie, relazioni affettive e magari anche guarire. Ecco, i centri di salute mentale non dovrebbero essere ambulatori abitati da farmaci e da psichiatri e solo orientamenti psicopatologizzanti fatti di sintomi e di malattie. Il primo obiettivo di un CSM dovrebbe essere quello di non tradire le aspettative delle persone che hai in cura e che vogliono ritornare ad essere felici, ad essere orientate alla guarigione. Questo è un cattivo modo di intendere la salute mentale di comunità nei servizi di salute mentale. La salute mentale di comunità non si fonda solo sulla presenza degli psichiatri e degli infermieri, ma sulla sintesi e i contributi di diverse figure professionali che lavorano in equipe, che mettono insieme più punti di vista, capacità e modalità di lettura, che prendono in carico globalmente le persone e le loro condizioni, dall'assistente sociale all'educatore, al tecnico delle riabilitazioni psichiatriche, allo psicologo, e perché no anche da professionisti esterni del mondo dell'arte, della conoscenza, della letteratura. E ci sono tante domande alle quali una comunità partecipante nei servizi di cura familiari, persone, operatori dovrebbe dare delle risposte. Concludo con queste due domande. Hanno senso i servizi aperti, accessibili H24? 24 ore in cui il servizio di salute mentale può disporre di ospitalità notturna e le persone possono essere accolte per periodi di tempo estremamente variabili. Luoghi dove si è già sperimentata questa organizzazione hanno dato buoni risultati o hanno danneggiato le persone? Ci sono delle evidenze scientifiche nel dare risposte alla crisi nei periodi in cui c'è la necessità di dare protezione e tutela sia al paziente che alla sua famiglia senza ricorrere a violenze e mortificazioni, oppure dobbiamo seguire necessariamente la strada della coercizione per forza, come se fosse scritta all'entrata dei nostri servizi di diagnosi e di cura? È possibile negoziare infatti dei luoghi alternativi e diversi dagli SPDC? È possibile negoziare con la persona anche il trattamento sanitario obbligatorio e abolire definitivamente l'inumana pratica della contenzione e delle porte chiuse? Domande alle quali i nostri relatori e le nostre relatrici daranno delle risposte. Grazie. Do la parola a Gisella Trincas, la Presidente dell'ASARP. Intanto grazie a Roberto per questa sua introduzione, praticamente ha già detto molte delle cose che ci stanno a cuore e che spero che insomma questa mattinata di lavoro possa consentire di confrontarci concretamente. Questo non è un convegno, un incontro pubblico tra diversi soggetti interessati alle questioni della salute mentale, dei diritti e del benessere delle persone. Quindi noi abbiamo pensato a questo incontro proprio con questo obiettivo, quello di un confronto sereno tra di noi, che possa però concludersi con degli impegni che ciascuno di noi assume, perché questa questione della salute mentale, dello stato dei servizi, della
del diritto delle persone a percorsi individuali di ripresa diventi, come dire, un obiettivo concreto verso il quale tutti quanti noi e le istituzioni ci impegniamo. Questa iniziativa noi l'ha già detto Roberto, l'abbiamo organizzata come ANSAP, che fa parte dell'UNASAM. L'UNASAM è l'organizzazione nazionale basaliana, quindi l'organizzazione a cui aderiscono tutte le associazioni che in questi 40 anni si sono spese per il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone che vivono la condizione della sofferenza mentale, e sono le organizzazioni che hanno reso possibile il superamento degli ospedali psichiatrici, quindi dei luoghi della custodia, della repressione, della negazione dei diritti, ma anche hanno reso possibile insieme a tanti il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quello di cui oggi insieme all'UNASAM, ma all'interno del coordinamento nazionale delle associazioni per la salute mentale, che rappresenta oltre 140 organizzazioni che si occupano non solo di salute mentale, ma si occupano di carceri, di migranti, di minori, di tutte, insomma, quelle manifestazioni di bisogni e di difficoltà che le persone attraversano nel territorio o nei luoghi della privazione della libertà. E qui ci sono anche rappresentanti del coordinamento nazionale per la salute mentale. All'interno del coordinamento ci sono anche rappresentanti della CGIL. Questo per dire che questo impegno, questa lotta per la tutela della salute mentale per tutte e tutti, è un impegno che noi portiamo avanti da decenni, anche con la CGIL, ma anche con le altre due confederazioni, la CISL e la UIL, che hanno sempre partecipato anche alle nostre conferenze autogestite. Venerdì scorso abbiamo tenuto l'ultima direzione nazionale dell'UNASAM, quindi vado a quelle che sono le nostre proposte. Abbiamo tenuto la direzione nazionale a Bologna. All'UNASAM aderiscono 50 organizzazioni impegnate in 19 regioni italiane, quindi praticamente rappresentiamo il paese e conosciamo la situazione esistente nel paese, nei nostri servizi di salute mentale, negli SPDC, nelle REMS e anche negli altri luoghi ancora oggi purtroppo di internamento. Abbiamo analizzato per l'ennesima volta, quindi come dire, raccogliendo anche lo stimolo dell'ultima conferenza nazionale autogestita, quella che abbiamo tenuto come coordinamento in dicembre, ma anche le sollecitazioni che sono arrivate dall'assemblea di queste organizzazioni in agosto, quindi appena un mese fa, e quindi analizzando quella che è oggi la situazione nei servizi di salute mentale, ma non solo nei servizi di salute mentale territoriali, nei CSM, anche negli SPDC, nelle REMS, nei CPR, siamo arrivati a delle conclusioni come organizzazioni. Quindi come direttivo abbiamo praticamente impegnato l'UNASAM, e questo significa un impegno per tutte le nostre organizzazioni ad aprire un confronto senza, come dire, senza limiti alcuno, senza pregiudizi, senza posizioni rigide, un confronto che ci porti a ragionare insieme se è arrivato il momento di andare verso il superamento dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, che sono quella
parte importante di servizio per la salute mentale che finora ovunque in Italia ha evidenziato esclusivamente criticità, gravi criticità. La stragrande maggioranza di questi servizi hanno le porte chiuse e le guardie giurate armate. La gran parte di attività che si svolge all'interno dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura è un'attività di custodia. Le persone sono custodite all'interno dei servizi di diagnosi e cura. Il ruolo doveva essere ben altro, il ruolo doveva essere quello di un servizio per le urgenze e le emergenze che dopo il primo intervento rispettoso dei diritti umani delle persone doveva accompagnare le persone verso il territorio, quindi nei centri di salute mentale, in collaborazione con i centri di salute mentale, per costruire percorsi poi di uscita da quella condizione di crisi. Quello che noi viviamo nel mondo della salute mentale è una perenne condizione di difficoltà, che determina poi una cronicizzazione delle persone in quelle condizioni e quindi una assunzione di terapie farmacologiche importanti, ma importanti in termini di quantità di terapie, quindi pluriterapie, per tenere appunto le persone in una condizione di controllo. Poi noi sappiamo, che siamo familiari, sappiamo che tante volte quell'intervento così massiccio, quell'intervento farmacologico così massiccio crea altri problemi enormi alle persone che vivono la condizione della sofferenza mentale. Quindi la nostra idea è quella che vogliamo discutere chiaramente con tutti. Non stiamo dicendo che domani mattina devono chiudere i servizi di diagnosi e cura, ma la poniamo come sfida, come opportunità, come forse anche necessità anche per recuperare risorse, non solo per chiudere dei luoghi che insomma stanno dimostrando di avere scarsa funzionalità rispetto poi al miglioramento delle condizioni di salute e di vita delle persone. Questo chiaramente deve essere preceduto, perché non siamo folli, deve essere preceduto alla costruzione, quindi alla garanzia che su tutto il territorio nazionale siano attivati centri di salute mentale, non ambulatori psichiatrici, centri di salute mentale aperti sulle 24 ore, 7 giorni su 7, con i posti letto, come quello, ad esempio, che era stato aperto a Cagliari, nella città di Cagliari, e che è stato chiuso nel gennaio del 2009 su richiesta di un numero considerevole di operatori della salute mentale, quindi chiuso dall'allora direzione generale della ASL, quindi chiuso il CSM sulle 24 ore, è ripresa l'attività prevalentemente ambulatoriale. Ecco, noi conosciamo i centri di salute mentale aperti sulle 24 ore in altre parti d'Italia, quindi non solo quelli del Friuli Venezia Giulia, che sono stati anche questi attaccati anche dall'attuale giunta regionale del Friuli, quindi non conosciamo solo quelli del Friuli Venezia Giulia, ma anche di altre regioni d'Italia, quei pochi centri di salute mentale aperti sulle 24 ore. E sappiamo, perché ne abbiamo prova provata, che è un sistema che funziona, perché è una modalità
che permette alle persone, come appunto diceva Roberto nella sua introduzione, di stare, di attraversare un luogo che è un luogo innanzitutto di accoglienza, in cui le persone in crisi o anche le persone che hanno semplicemente bisogno di confrontarsi con gli operatori della salute mentale trovano la porta aperta sempre, senza guardie giurate. Questo ve lo dico con estrema chiarezza, perché sta accadendo che in alcuni centri di salute mentale si sta attivando anche la guardia giurata. Quindi se noi andiamo verso il controllo e la repressione, noi non creeremo chiaramente buone condizioni di salute e di vita delle persone. Se noi andiamo verso l'accoglienza, l'ascolto, la comprensione, l'accompagnamento verso percorsi di ripresa con il sostegno e la collaborazione di tutti, parlo della cittadinanza, quindi di tutti i soggetti che vivono nella cittadinanza, forse riusciremo a dare delle risposte migliori alle persone. Quindi il nostro l'obiettivo, le questioni che noi adesso vogliamo dibattere sono appunto di andare verso il superamento degli SPDC, i CSN sulle 24 ore ovunque, i tavoli di confronto aperti in tutte le regioni, nella regione Sardegna. Da gennaio del 2009 è scomparsa la Commissione regionale salute mentale, che noi stiamo chiedendo di riattivare con urgenza, ma dobbiamo andare anche verso, con coraggio e con determinazione, dobbiamo andare verso la chiusura dei CPR, che sono la vergogna del nostro paese, dove sono internate persone, migranti, con gravi problemi di salute mentale, che stanno là dentro in condizioni veramente disperate, e dobbiamo anche ripensare all'organizzazione delle REMS, delle residenze per le misure di sicurezza, anche quelle, nonostante la legge 81, trasformate in luoghi dell'internamento, no? Dove ci sono le guardie giurate armate e poco personale impegnato nei processi reali di riabilitazione, di ripresa e di ripresa di una vita normale. Tanti contributi arriveranno dalle tante relazioni che seguiranno questi nostri interventi di apertura, e quindi avremo modo di confrontarci. Grazie. Grazie Gisela Trincas. La parola a Simona Fanzecco, segretaria generale della Camera del Lavoro di Cagliari, della CGIL. Grazie Roberto, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, grazie a Gisella, all'ASAR per aver organizzato questa iniziativa all'interno della Camera del Lavoro, nella sala riunioni. Io voglio iniziare il mio ragionamento innanzitutto nel condividere le premesse di Roberto e di Gisella, ma raccontandovi un episodio drammatico che è capitato ieri notte. Ieri notte ho ricevuto una telefonata terribile, un ragazzo, 51 anni, dentro un'azienda molto importante per il territorio, molto strutturata, si è suicidato nel bagno. Questo episodio è emblematico anche rispetto a come la società oggi vive e come anche all'interno di una dinamica dove sembra quasi che siamo in tanti, ma poi fondamentalmente ognuno di noi è solo. Questa solitudine si trasforma poi anche in quel senso di sfiducia, quel senso di abbandono che può arrivare appunto dal rapporto con le altre persone, nel rapporto familiare, nel rapporto lavorativo, e in quel contesto nel quale tu non trovi una via d'uscita, perché non hai nessun punto di riferimento, non hai un supporto territoriale di prossimità che ti può dare una mano d'aiuto, e se magari quel supporto fosse stato presente all'interno di quell'azienda, molto probabilmente quel ragazzo sarebbe stato ancora vivo.
E io su questo credo molto, nel senso che il tema della salute mentale non può avere un approccio singolo e soltanto sanitario, deve avere un approccio globale, cioè bisogna tener conto di tutti i fattori che possono determinare il benessere delle persone, perché è questo fondamentalmente che deve stare alla base di qualunque ragionamento, cioè come il benessere delle persone possa essere garantito indipendentemente da quella che è la condizione soggettiva di ognuno di noi. Ce lo dice anche la Costituzione, che bisogna rimuovere gli ostacoli affinché ci sia realmente un'uguaglianza non soltanto formale ma sostanziale. Quell'uguaglianza sostanziale è legata al fatto che tu puoi avere dei servizi, delle attività di prossimità che ti garantiscono appunto quella presa in carico che è fondamentale. E quindi le questioni di salute mentale sono influenzate da fattori sociali, economici, capita spessissimo, anche quando noi andiamo ad affrontare delle grandi vertenze sindacali, il momento peggiore per i lavoratori non è quando hanno già perso il lavoro, ma quando per esempio un'azienda dichiara che ci sono degli esuberi o che vuole chiudere quella determinata azienda, perché anche lì i lavoratori sono presi da una condizione di incertezza tale che non li porta a ragionare rispetto a quello che potrebbero fare nel prossimo futuro, ma soltanto ad un elemento nel quale loro non potranno più avere magari quel sostentamento economico per garantire quella vita a se stessi e ai loro cari. E questa situazione dal punto di vista della salute mentale è devastante. Io sono andata a vedere qualche dato anche in Sardegna rispetto ai suicidi, mi sono spaventata. I suicidi nelle aree, principalmente nelle aree interne, hanno una percentuale di crescita spaventosa. Lo vediamo nelle carceri, anche rispetto a quante persone si tolgono la vita perché la condizione è realmente devastante rispetto al sovraccarico all'interno delle celle, ma soprattutto anche rispetto a quella che è la carenza di supporto, sia dal punto di vista sanitario, ma soprattutto dal punto di vista della salute mentale e delle dipendenze, che poi diventa anche, diciamo, il canale attraverso il quale ci si rapporta anche tra persone e si vive nella conflittualità, perché è inevitabile quando si sta all'interno di un contesto che è repressivo. E io voglio dirvi alcune cose anche rispetto poi a quelle che possono essere le attività che noi insieme possiamo portare avanti per rivendicare realmente quella presa in carico, quella necessità di una prossimità e di una territorialità che guarda realmente quelli che sono i fabbisogni delle persone, non soltanto dal punto di vista sanitario ma anche sociale. Noi però abbiamo un governo nazionale che non sta andando in questa direzione, anzi sta andando nella direzione esattamente opposta, cioè quella di definire, anche attraverso il decreto sicurezza per esempio, repressivo e di incremento delle pene rispetto a reati che hanno una natura soltanto sociale, perché quando qualcuno, e lo dico qui, si trova anche a dover occupare una casa perché non esiste un sistema che dia la possibilità a tutti di poter vivere anche attraverso l'assegnazione di case, diciamo, popolari o case che possono essere garantite per vivere dignitosamente, questo poi si ricomprende all'interno di un reato con la condanna e con la repressione anche rispetto al dissenso, lo vediamo anche rispetto alle manifestazioni, ma tutti quelli che manifestano, cioè sono persone che, diciamo, devono essere condannati soltanto perché liberamente decidono di poter manifestare il proprio dissenso. Questo è il governo, e nello stesso tempo abbiamo un governo che anziché investire su sistemi che possano garantire la salute, la prossimità, che possano garantire l'inclusione sociale, le risposte territoriali, invece fa tagli lineari, pensando che l'unica soluzione sia quella di incrementare le spese militari. Cioè può sembrare assurdo anche portare a questo livello una discussione di questo tipo, ma è alla base dei nostri ragionamenti, perché le risorse
le risorse devono essere utilizzate in modo differente. Quando noi adesso verrà discussa la legge di bilancio, ci troveremo di fronte ad una legge che sarà lacrima e sangue, perché già quello che è stato definito come patto di stabilità ha impegnato le misure del governo per i prossimi 7 anni, ma prevede anche che ci siano una restrizione delle risorse da spendere rispetto a tutto quello che è il welfare, rispetto a tutto quello che è la sanità, rispetto a quello che è l'istruzione, attraverso un taglio lineare di quelle spese a fronte di investimenti sulle politiche industriali, perché siamo in un'economia di guerra. Questo è il punto centrale. Quindi noi anche oggi dobbiamo analizzare a fondo quella che è la situazione che abbiamo di fronte e soprattutto quali saranno i nostri interlocutori politici col quale portare avanti questo tipo di ragionamento. E io credo che noi dovremmo pensare, insomma, anche a un ragionamento di coinvolgimento ampio, perché la salute mentale è un tema trasversale che guarda anche generazioni differenti. Riguarda gli anziani che oggi sono profondamente colpiti dal fattore della solitudine che sta dentro dinamiche anche di abbandono. Ci sono anziani che appunto non hanno servizi che gli consentono magari di andare a fare una visita medica, di andare a fare la spesa, perché magari sono in una casa fatiscente che non ha diciamo superato tutte quelle barriere architettoniche per consentirgli di entrare e di uscire, perché magari non ci sono i giardini e non possono stare in un bel parco per godersi anche diciamo la socialità che tutti quanti noi vorremmo vivere. E poi ci sono i ragazzi, anche i ragazzi che oggigiorno sono colpiti da una trasformazione legata all'utilizzo dei sistemi digitali, e questo fattore qua incide notevolmente anche rispetto a quei temi che oggi dovrebbero essere al centro dell'attenzione politica rispetto a come stiamo costruendo le nuove generazioni. Stiamo costruendo sole, le stiamo costruendo prive anche di momenti di discussione, di confronto, di creatività, perché anche qua il punto centrale è quello di rappresentare la creatività e la bellezza attraverso non un percorso medico, ma quello di ricostruire quello che magari si è perso rispetto a un contesto sociale e economico che non ti garantisce. E quindi io sono perfettamente d'accordo quando si dice che noi dobbiamo costruire un sistema inclusivo e aperto senza nessun tipo di ostacoli a partire dalle guardie giurate, perché non è un problema di sicurezza, non è un problema che interviene rispetto a diritti di altri che vengono lesi nel appunto portare avanti alcune iniziative anche di costruzione di modelli che possono essere anche innovativi rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi, perché noi abbiamo una rete splendida, per esempio, del sistema del volontariato, che molte volte, nella maggior parte dei casi, viene utilizzato per sopperire a quelle che sono le carenze strutturali all'interno di un sistema. E quindi anche lì noi dobbiamo pensare alle ingenti risorse che ci sono a disposizione anche dall'Unione Europea, e l'abbiamo visto anche rispetto a quelli che sono gli indici di spesa del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dovrebbe essere utilizzato per creare delle infrastrutture, creare delle realtà che realmente siano rispondenti ai bisogni, e questo non viene fatto. E abbiamo bisogno anche qua di mettere insieme tutto quello che è il sociale, tutto quello che è il welfare, tutto quello che è la presa in carico rispetto a un sistema sanitario efficiente che in Sardegna non abbiamo. Cioè noi stiamo andando a fare un ragionamento sulla salute mentale e nei territori mancano i medici di base e i pediatri di libera scelta. Non abbiamo i pronti soccorsi che sono pronti ad accogliere quando ci sono delle urgenze, abbiamo file e file di ambulanze in attesa perché anche i codici rossi non vengono presi in carico. Cioè noi non abbiamo bisogno di cambiare soltanto i vertici della governance di un sistema sanitario, noi abbiamo bisogno di rimettere in mano ad un sistema che non funziona, che non dà risposte, perché siamo arrivati al 17% delle persone rispetto alla popolazione sarda che rinunciano a curarsi.
Quindi questa è la realtà. E quindi che cosa dobbiamo fare? Perché chiudo e atterro anche rispetto alle questioni. Dobbiamo creare un cambiamento culturale. Questa è la base di tutto, il cambiamento culturale. E all'interno di quel cambiamento culturale vanno investite ingenti risorse per creare professionisti sul territorio che possano prendere in carico le questioni della salute mentale per un benessere vero, reale, di tutti, indipendentemente da quella che è la propria condizione, e poi intervenire sulle questioni sociali, perché se non si interviene sulle questioni sociali non si interviene neanche sul benessere delle persone. Se un giovane ha un contratto precario per un periodo lunghissimo, ha una retribuzione che non gli consente di mettere il pranzo con la cena, ma avrà da pensare, avrà da capire quale può essere la soluzione rispetto a quel problema che diciamo è fondamentale, di dignità. E quindi se noi non affrontiamo in modo sinergico queste questioni, come ha insegnato Basaglia, noi non riusciamo a costruire un sistema che possa essere di garanzia e soprattutto che possa portare benessere a tutte le persone. Quindi la CGIL è in campo e c'è, e noi siamo pronti a sostenere anche una piattaforma rivendicativa che parta dal confronto con le istituzioni territoriali, regionali, ma anche col governo nazionale. Grazie. Grazie Simona Sanseca. Ora vorrei dare la parola a Nerina Dirindin, che è la presidente, non so se è la presidente dell'Associazione Nazionale, fa parte dell'Associazione Nazionale Salute e Diritto Fondamentale del Coordinamento Nazionale della Salute Mentale. Interverrà in diretta streaming. Buongiorno, mi sentite? Buongiorno. Benissimo. Allora ringrazio intanto l'ASARP e Gisella Trincas per l'invito. Mi fa sempre piacere ritornare a parlare con la Sardegna e a capire come sta la situazione. E mi scuso con tutti per non poter essere presente di persona con voi. Proverò a portare anch'io qualche contributo, anche se i contributi che ci sono già stati sono stati sufficientemente chiari e incisivi. Devo dire che questi giorni, in vista di questo incontro, ho guardato un po' di dati nazionali sulla Sardegna rispetto al resto dell'Italia e mi permetto di fare qualche considerazione. Intanto la Sardegna continua ad essere una delle regioni che trasmette al Ministero della Salute dati incompleti e spesso insufficienti per poter dare un giudizio complessivo. E questo è estremamente importante che sia sottolineato ai decisori e agli amministratori, perché senza avere la possibilità di capire qual è la posizione della Sardegna rispetto al resto dell'Italia, ovviamente facciamo più fatica a immaginare come intervenire. Non che sia fondamentale il dato, perché la sofferenza delle persone la conoscete molto bene, ma certamente è necessario capire come ci si posiziona. A parte questo elemento, ho potuto riscontrare alcune cose che mi hanno sorpreso. Intanto negli ultimi anni la spesa pro capite per la salute mentale della Sardegna è superiore alla media nazionale. C'è stato un anno in cui era molto superiore, altri anni è superiore del 15-20%. Quindi vuol dire che almeno rispetto ai dati che vengono trasmessi al Ministero, ovviamente questi sono i dati che abbiamo a disposizione, vuol dire che si registra una piccola maggiore disponibilità di metterci dei soldi. Sappiamo benissimo che i soldi che sono messi sulla salute mentale in tutta Italia sono carenti, perché dovrebbero puntare ad essere il 5% del fondo sanitario regionale e invece sono intorno al 3% e alcune regioni sono addirittura di meno. Però questo fatto che la Sardegna supera un pochino mi ha sorpreso e ho cercato di capire ma dove spende di più, visto che conosciamo le grandi difficoltà che anche stamattina sono state osservate. Ovviamente non mi posso permettere di dare
di fare analisi complete perché non ho assolutamente tutti gli elementi, però la prima cosa che uno guarda è il personale e il personale invece è inferiore alla media nazionale, quindi si spende in altro. Si spende in che cosa? Probabilmente si spende molto nelle residenze, probabilmente si spende molto nei farmaci, alcuni dati sui farmaci dicono che il consumo medio in Sardegna è più o meno regolarmente superiore alla media nazionale. Forse si spende di più su qualche altra voce che è difficile da individuare. Vi voglio dare una piccola curiosità, chiamiamola curiosità. Sono andata a cercare online un po' di delibere delle aziende sanitarie e ho trovato una delibera di una decina di anni fa che ha speso ben 25.000 euro per comprare una macchina per fare l'elettroshock. 25.000 euro è una cifra enorme, perché le macchine per l'elettroshock, da quello che capisco, in genere costano molto di meno. Evidentemente è stata presa una macchina delle non plus ultra. E questo ci preoccupa molto, perché come è stato detto, sta tornando a diffondersi l'idea che l'elettroshock possa essere utilizzato in molti casi, quando sappiamo che la letteratura scientifica lo limita a pochi casi particolari. E sappiamo anche che questo è tariffato, l'elettroshock è tariffato molto bene. E molto bene, costa dai 400 ai 600 euro a seconda di dove si fa. E quindi c'è anche un interesse per aumentare volumi di produzione, ricorrere a questi interventi. Ho detto che è una curiosità perché mi piacerebbe capire, l'unica che ho trovato, mi piacerebbe capire quali altre voci di spesa sono così in grado di far sì che la Sardegna spenda un po' più della media nazionale, che non vuol dire che spende quello che noi desidereremmo, ma certamente vuol dire che trasmettono dati che portano la Sardegna ad essere un po' meno in difficoltà. Il personale manca, ancora adesso negli ultimi dati manca intorno al 6-7% rispetto alla media nazionale dove sappiamo che le stime ci dicono che mancano 10.000 operatori nella salute mentale, quindi il personale è estremamente carente. Non era così alcuni anni fa, che non era così carente. C'è una prevalenza dei casi trattati molto ballerina, l'ultimo anno è doppio rispetto a quello precedente, qualche anno invece è inferiore alla media nazionale, quindi mancanza di accuratezza nella rilevazione di quello che fanno i centri di salute mentale, e questo è molto grave perché comunque la rendicontazione e la dimostrazione delle attività che si fanno è estremamente importante. Mi fermo coi dati, bisognerebbe poter avere un quadro più ampio. Che cosa fare? Cosa posso aggiungere a quello che è già stato detto? La prima cosa da fare è capire, questo è quello che ci poniamo anche come Associazione Salute e Diritto Fondamentale, come obiettivo non facile da raggiungere. Bisogna partire dalla considerazione che gli anni 70 sono stati anni di grande rinnovamento delle politiche per la salute, a partire da Basaglia, ma poi a partire dalla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, i consultori, la legge sull'aborto e così via. Erano anni in cui avevamo grandi uomini e donne che sapevano spingere il legislatore, il Parlamento, verso scelte politiche a favore della popolazione, non solo Basaglia, Latina Anselmi, Giovanni Berlinguer e tanti altri. Ma dietro queste grandi figure c'era un movimento di popolo, c'era il movimento degli operai, c'era il movimento delle donne, degli studenti, degli intellettuali, persino degli accademici. Quello che adesso ci manca. Adesso forse ci mancano grandi leader, grandi menti capaci di avere la capacità di spingere verso ideali a favore di tutta la popolazione,
soprattutto di quella che è più in difficoltà, ma ci manca un movimento che sostenga cambiamenti. Ha detto giustamente la rappresentante della CGIL, dobbiamo creare un cambiamento culturale, ma questo lo possiamo fare dal basso perché è molto difficile vedere leader che siano capaci di proporre un cambiamento culturale. Per questo che tutte queste iniziative sono estremamente importanti. La prima cosa è quindi mobilitarci, e le iniziative come quella di oggi sono estremamente importanti. Secondo, confermare tutti gli indirizzi che ormai sappiamo sono quelli che devono essere seguiti per ridurre la sofferenza delle persone con disagio mentale o con malattie mentali. Sappiamo che c'è bisogno di percorsi personalizzati, individualizzati, integrati tra sociale e sanitario, ma anche con tutte le altre politiche, con l'abitare, con il lavoro, e partecipare. La partecipazione dei familiari, delle associazioni, oltre che degli utenti, oppure degli esperti per esperienza, insomma della comunità, è estremamente importante. E purtroppo sappiamo invece che si tende ad essere molto meno aperti a questa partecipazione, che viene vissuta come una perdita di tempo, nella migliore delle ipotesi, oppure viene vissuta come il desiderio da parte delle persone di controllare che cosa fa l'amministrazione, di cosa fanno i servizi, e quindi viene rifiutata. E invece tutti gli studi internazionali, tutti i documenti internazionali e anche nazionali dicono, per tutte le malattie, ma a maggior ragione per malattie come quella mentale, la partecipazione dell'utente, quando è possibile, dei suoi familiari, delle sue relazioni amicali e di chi nella comunità può dare un contributo, sono estremamente importanti per favorire percorsi personalizzati veramente integrati, e anche per contrastare la tendenza che sempre più osserviamo da parte degli operatori della sanità e della salute mentale, l'avete già detto, ad atteggiamenti custodialistici, repressivi, isolamento delle persone e di ricovero in strutture che finiscono col non solo cronicizzare, ma impedire alle persone di avere qualunque speranza, impedire alle persone di poter avere una vita in qualche modo degna di essere vissuta nonostante le difficoltà che hanno. Questo va contrastato, per questo ci dobbiamo mobilitare. Ce l'aveva detto Papa Francesco, la cultura dello scarto non può essere la cultura che noi abbracciamo e lasciamo che si diffonda. E adesso la cultura repressiva deve essere contrastata. C'è un ultimo tema, anzi 2 ultimi temi sui quali mi voglio soffermare rapidamente, se mi è permesso. Uno, la contenzione. Mi fa piacere dire qui che conservo con grande emozione ancora una fascia che un direttore di DSM, quando ero in Sardegna, un giorno venne e mi disse, mi porse un pacchetto e mi disse: qui dentro c'è una fascia che abbiamo usato per tanti anni per fare la contenzione, la do simbolicamente a lei perché non le useremo più. E questa cosa mi emozionò allora, mi emoziona tutte le volte che la vedo a casa mia, però purtroppo la contenzione sta tornando, anche giustificata qualche volta dalla mancanza di personale. Ma se manca il personale bisogna rivendicare più personale, non più fasce per la contenzione. Dobbiamo sempre pensare, se la persona che rischia di essere contenuta fosse mia figlia, mio figlio, mio fratello, vorrei che fosse contenuto, e bisogna dirlo agli operatori: ma tu sei sicuro? Se fossi tu vorresti essere contenuto? Almeno sulla contenzione fisica bisogna fare un grande lavoro. E ultima cosa, anche questo è già stato toccato, ma in Sardegna, come nelle altre regioni, forse in Sardegna mi pare di capire un tantino meno,
il disagio delle giovani generazioni, degli adolescenti, addirittura dei piccoli, 10, 12, 13 anni, oltre che dei giovani ed adulti, sta peggiorando gravissimamente. Succede in tutto il mondo. Era un trend che c'era già prima del Covid e dopo il Covid si è esacerbato. E questo disagio, sappiamo che quando il disagio compare nell'adolescenza produce effetti che perdurano nel tempo e tende sempre a diventare più forte. E rischiamo di non vederlo questo disagio se non quando diventa eclatante, quando i comportamenti dei nostri figli, dei nostri nipoti sono chiaramente di grande disagio nei comportamenti alimentari, nel seguire nel PC quello che loro possono guardare, nei comportamenti autolesionistici che si osservano i ragazzi sempre più giovani, fino ad arrivare purtroppo al suicidio dei giovani, che è la seconda causa di morte dei giovani in questo momento, in Italia e in tutti gli altri, nella gran parte degli altri paesi. Allora sui giovani c'è bisogno di quella mobilitazione che dicevo, che noi riusciamo a promuovere e di cui dobbiamo essere protagonisti, deve riguardare anche i giovani e chiedere neuropsichiatrie con più personale, con meno posti letto, con più assistenza sul territorio, esattamente quello che si chiede per gli adulti, ma non dobbiamo dimenticarci dei giovani. Ricordo che nell'ultima conferenza a Roma alcuni giovani ci hanno detto: ma voi adulti vi rendete conto di qual è la nostra situazione? Perché non imparate ad ascoltarci? Volete sempre spiegarci che cosa dobbiamo fare, ma in realtà dovete imparare ad ascoltarci. E una delle prime cose che bisogna chiedere è quella che sia costituita e che funzioni bene un'equipe di transizione dall'età, dai minorenni, dalla minore età all'età adulta, perché quando un giovane si trova in difficoltà, se ha la fortuna di trovare qualcuno che lo segue, quando raggiunge i 18 anni il passaggio di DSM è una tragedia, perché i DSM non sono attrezzati per lavorare con i giovani e sono già poco attrezzati per lavorare anche con gli adulti, e quindi quell'eventuale aiuto che può aver avuto non c'è. Questa di un'equipe di transizione per un certo numero di anni è una delle prime cose che si devono fare, oltre a ricordare che i minori non vanno ricoverati nei reparti per adulti, non vanno ricoverati negli SPDC se non proprio in casi estremi, quando non si può fare niente, e comunque cercando di dimetterli il prima possibile. Insomma, abbiamo tanto da fare e sicuramente la capacità che ha avuto l'ASARP nel tempo di lavorare a favore delle persone con disagio mentale è attenta anche in momenti come questi a che cosa si deve fare e a diffondere le buone pratiche. Quindi sono fiduciosa, creiamo mobilitazione dal basso. Vi ringrazio per l'invito e vi auguro buon lavoro. Grazie Nina Ghirindin. Nel dare la parola a Giuseppe Frau, medico e vicepresidente del Consiglio regionale della Sardegna, vorrei ricordare a tutte e a tutti i relatori di non superare i 10 minuti, perché così avremo anche modo di confrontarci con le persone presenti nel dibattito. Prego. Grazie Roberto, grazie alla CGIL che ospita la mattinata di oggi, quindi a Simona, e un particolare ringraziamento a Gisella, che ben prima che io diventassi consigliere regionale conosco e seguo con grande attenzione, perché il suo attivismo, la sua partecipazione, l'organizzazione delle associazioni, di tutto ciò che l'ASAR e la rete che ha rappresentato insieme ad altre
realtà probabilmente è ancora oggi quel motore, quella spinta, quello stimolo di cui parlava poc'anzi Nerina Dirindin. Io mi sono accompagnato ad alcune riflessioni che leggo e poi faccio qualche riflessione finale, perché mi ha colpito proprio il titolo che Gisella ha voluto dare a questa iniziativa, dalla psichiatria custodialistica e repressiva alla salute mentale comunitaria. La legge 180 del 78, con la progressiva chiusura degli ospedali psichiatrici e lo sviluppo dei servizi territoriali, quindi centri di salute mentale, centri diurni, strutture residenziali. Ecco, all'inizio, in tutti quegli anni, si sono certamente create le condizioni per passare, e purtroppo oggi mi dispiace che siamo ancora oggi qui a dire che non è avvenuto quello che era allora lo spirito di quella legge, il modello appunto prevalentemente manicomiale che delegava la cura della singola persona malata alla psichiatria e ai suoi professionisti ad un modello di intervento aperto, territoriale e di comunità che, pur non sottraendosi alle proprie responsabilità, tende ad essere sempre meno autoreferenziale. E quindi sono partiti negli anni la costruzione di percorsi di recupero, di prevenzione, riabilitazione, progettati con familiari e utenti, enti del terzo settore, radicati nel tessuto sociale, favorendo la ripresa e l'inclusione. In Sardegna, ancora oggi, la rete territoriale e ospedaliera strutturata nei dipartimenti di salute mentale e dipendenze presenta le criticità di cui oggi stiamo parlando, sia quantitative con la riduzione degli operatori che qualitative con la prevalenza di interventi ambulatoriali o residenziali individuali. Lo diceva, credo adesso anche Nerina Dirindin, le indagini epidemiologiche internazionali, ho preso alcuni dati, stimano che l'11-15% delle persone soffra di un disturbo mentale ogni anno. Ciò significa per la Sardegna circa 180-230 mila persone coinvolte. Il rapporto di salute mentale del 2023 del Ministero mostra che in Sardegna solo 47.000 persone risultano in cura presso i dipartimenti di salute mentale e delle dipendenze. Ogni anno i nuovi utenti sono circa più di 4.000, un numero ben inferiore rispetto ai bisogni di cui oggi stiamo parlando. Il mio intervento è di luce e ombre, perché diciamo anche alcune cose belle che succedono, che pur in presenza di criticità si registrano esperienze e buone prassi di salute mentale di comunità che rappresentano un patrimonio prezioso da cui ripartire e su cui strutturare la ristrutturazione di un sistema regionale più coerente ed omogeneo. Supporto alle autonomie domiciliari, vari laboratori creativi con percorsi personalizzati per le autonomie e l'inclusione sociale. E io parlo di queste cose perché vorrei dare merito proprio a quello che diceva Nerina Dirindin, cioè al movimento che c'è anche nella nostra società e di realtà che sviluppano delle attività importanti. Qui presente in sala anche, credo, il dottor Coni, che con l'Agorà sicuramente ha creato anche un clima e, come dire, un'organizzazione di una salute mentale che dialoga e che coinvolge gli utenti, le famiglie, le associazioni, i laboratori agricoli di ortoterapia, eventi pubblici antistigma e di comunità. Ci sono tante, diciamo, realtà, progetto Includis del 2024. La legge regionale che noi abbiamo approvato l'11 marzo del 2025, confermando la rete regionale dei servizi per la salute mentale, si propone la riqualificazione dell'assistenza nel campo della salute mentale, istituendo un centro regionale di riferimento per la salute mentale, che ancora, devo dire la verità, non è stato attivato, e quindi io sono qui per dire, da consigliere, da componente della maggioranza, che al più presto anche questo centro, che alcuni si sono chiesti a cosa serve, secondo me serve proprio a creare ciò che manca oggi, almeno da un punto di vista istituzionale, un coordinamento. Gisella ha parlato anche del tavolo regionale che assolutamente deve partire nel più breve tempo possibile, perché oggi lo testimoniano le persone che parleranno dopo di me, vedo una platea di professionisti che in tutti i giorni in qualche modo sono sul campo su questo tema.
c'è lo scoramento, c'è spesso la solitudine di lavorare in solitudine, in autonomia, senza la rete. Allora le istituzioni e noi abbiamo questa responsabilità di creare i momenti e le opportunità per una rete che sia maggiormente condivisa. C'è un altro tema che credo qualcuno solleverà anche oggi. Oggi si parla di progetto di vita proposto dal budget di salute, che costituisce un cambio di paradigma nel campo della salute mentale. La coprogettazione, e torno ancora indietro, il piano operativo della Regione Sardegna può contare anche su un finanziamento che è di più di 8 milioni di euro all'interno del programma nazionale Equità e Salute 2021-2027 per la sperimentazione nei dipartimenti di salute mentale proprio del budget di salute, per i casi che richiedono una progettazione di un'offerta coordinata di servizi sanitari e sociali. La coprogettazione, coprogrammazione, coproduzione di un sistema di comunità volto ad evitare forme di neo-istituzionalizzazione, rimodellando il modello organizzativo attuale, favorendo non più la compartimentalizzazione degli interventi, ma soluzioni residenziali a medio e lungo termine. Il budget di salute si propone invece come strumento e progetto individuale di comunità che, contemplando un necessario coordinamento tra enti pubblici e privati, diviene il luogo capace di offrire risposte sistemiche ai bisogni di salute e di inclusione sociale espressi dalle comunità, in particolare dei gruppi più vulnerabili e più fragili. Nel corso di questi mesi, in tanti incontri, sia individuali che ho fatto con molti di voi, anche persone presenti qui, sono emerse alcune linee, di cui in parte anche Roberto, Gisella, Simona e Mirina Delindina hanno fatto riferimento e saranno, secondo me, oggetto anche delle proposte della mattinata di oggi, su cui probabilmente anche chi sta nelle istituzioni si deve muovere. Uno, la riduzione della disomogeneità territoriale sull'offerta dei percorsi, come si è detto, frammentati tra CSM, ospedale, SPDC, residenzialità, domicilio ed interventi di inclusione sociale. Riduzione della dipendenza dei posti residenziali, mi trovo totalmente d'accordo. Sono stati fatti errori da questo punto di vista in passato e non dobbiamo ripeterli. Probabilmente in alcuni casi lo si è fatto ancora, acquistati da privato accreditato, che non fanno altro che reprimere ulteriormente e non creare invece le condizioni per una salute mentale di comunità. Gisella lo ha detto, io ne sono profondamente d'accordo. CSM regionali proattivi con un'apertura sulle 24 ore, ma anche se fossero 12 per iniziare, importantissimo. Ambulatori a bassa soglia e presa in carico rapida. Equip disponibili per le urgenze anche a domicilio per ridurre gli accessi impropri nel pronto soccorso e nei ricoveri. Incremento in collaborazione con gli enti locali e gli enti del terzo settore, cooperative, di progetti relativi all'occupazione, all'abitare, supportato all'inclusione sociale per la valorizzazione delle risorse comunitarie. Miglioramento dei percorsi integrati salute mentale e dipendenza e neuropsichiatria infantile dell'adolescenza in ogni dipartimento di salute mentale con case manager dedicati e PDTA regionali su cui dobbiamo lavorare. Prevenzione e promozione della salute mentale nelle scuole. Si è parlato prima del grande disagio giovanile che è presente e su cui non possiamo rimanere indifferenti. Partecipazione delle associazioni degli utenti, e voi siete protagonisti dei familiari. 3 minuti, Giuseppe. Ai tavoli regionali e alla coprogettazione dei percorsi attivati. Si è parlato prima dalla Delindina dei dati che mancano e quindi è importante creare dei cruscotti regionali aggiornati e attendibili sull'assistenza psichiatrica che vengano poi inviati anche a livello nazionale. Non voglio andare oltre con i dati scritti, ma raccolgo ciò che ho sentito nei primi interventi, in particolare sul fatto, e Gisella lo ha detto, che bisogna lavorare anche perché la REMS non sia più un luogo repressivo, per una riorganizzazione delle SPDC che davvero diventano dei luoghi, tutti i giorni abbiamo racconti veramente gravi, difficili, di tutto ciò che accade anche all'interno dei nostri ospedali.
E poi ciò che ha detto Simona, che ha raccontato il caso del suicidio, perché sono casi che sentiamo tutti i giorni e su cui purtroppo si fa ancora poco e dobbiamo impegnarci molto e sempre di più. Io credo, vedete, una cosa, che non può essere in qualche modo, forse lo diceva poco fa Simona Fanseco, viviamo un momento talmente drammatico a livello mondiale, a livello nazionale, su tanti argomenti, dalla guerra alle povertà, ma davvero mi fa piacere che oggi fosse presente, sia presente qui, sicuramente ci sta ascoltando, Nerina Dirindini. Faccio sempre un ragionamento, Gisella, che la Sardegna è stata, come dire, proponente e antesignana di tanti cambiamenti importanti su cui dobbiamo anche darci merito, e qui avevamo oggi Nerina Dirindini. Però purtroppo che cosa è successo? Ve lo dice un medico che da 1 anno e mezzo è consigliere regionale, forse si è candidato anche per questo, perché vedevo la sofferenza, la solitudine dei pazienti o delle persone con cui ero a contatto tutti i giorni, e il mio motto è stato: cosa posso fare anch'io a livello istituzionale? E purtroppo a livello istituzionale negli ultimi, pensiamo al passaggio da solo a oggi, solo di Dirindini a oggi, sono cambiate 4 giunte regionali, e non perché dobbiamo dare merito alla nostra parte politica del centro-sinistra, ma è la parte politica più vicina alle fragilità, più vicina ai deboli, che tutte le volte che è andata al governo ha tentato di fare comunque dei passi avanti importanti. Sicuramente quelli delle giunte dal 2004 al 2009 ci sono dei cambiamenti fondamentali. Eppure ogni volta, ogni 5 anni che la Sardegna ha bocciato una giunta e l'altra, ci sono stati anni di fermo, di blocco, con giunte che hanno lavorato esattamente nella direzione opposta a quella che doveva essere. Io credo che abbiamo adesso l'opportunità, con anche un'esperienza complicata e difficile, che è questa della nostra giunta, di nuovo di centro-sinistra, di non perdere, come dire, altro tempo prezioso e impegnarci su ciò che oggi si sta discutendo, avendo attenzione all'ascolto e alla raccolta delle proposte che anche in mattinata come queste possono arrivare. Io ci sono. Grazie e buon lavoro. Grazie all'onorevole Giuseppe Frau. Vorrei chiedere se in sala sono presenti il commissario straordinario di Oristano e il direttore sanitario di San Luri. No, il direttore sanitario non c'è. Ah, beh. E chi c'è Mi ha quindi? chiamato qualche minuto fa, è vero che è impegnato in un'altra cosa. Il direttore sanitario non ha solo deve fare. Di San Sì, Luigi. ma chi è presente in sala? Non c'è. Sono Federico Argiola. Ah sì, prego, dottor Argiolas. Ok. Sì, Prego. prego, può intervenire. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Io allora, io volevo condividere con voi, intanto grazie appunto per questo incontro, insomma non ruberò neanche 10 minuti. Io volevo condividere con voi alcune considerazioni. Io sono medico e da qualche mese sono commissario straordinario di Stato. Ho accolto l'invito per capire che cosa in qualche modo si può fare oltre a quello che già facciamo. In un quadro, in un contesto diciamo sfidante, per usare un termine positivo, ovvero la sanità ha un momento critico importante. A Oristano abbiamo più o meno una sede vacante su 2
di medicina generale, pure peggio la pediatria di libera scelta. Abbiamo una grossa difficoltà nell'attrarre i professionisti anche in ospedale, per non dire nelle sedi periferiche. Quindi la salute mentale è un pezzo di un complesso molto più ampio della salute e della vita. Allora, io ho una carriera, diciamola così, nell'ambito della direzione ospedaliera. Si parlava, quando ho iniziato nel millennio scorso, a parlare di morte cerebrale, quando si facevano gli accertamenti per la donazione di organi. Adesso si parla di morte, vuol dire che il cervello è vita, non c'è vita fuori dal cervello. La salute mentale è un pezzo, diciamo così, della vita più ampia. E parlare di cura, per me che sono specialista in igiene, è già una sconfitta. Dobbiamo parlare di prevenzione quando ho studiato, ma adesso si parla di promozione. Come pure non si parla più di eguaglianza, ma si parla di equità. Questo vuol dire che dobbiamo arrivare prima non soltanto evitando che le persone si ammalino, ma che le persone stiano meglio. Vuol dire arrivare prima anche come età. I servizi di diagnosi e cura, i servizi CSM, sono impegnati nella cronicità, sono impegnati nelle persone che già hanno un problema. Non riusciamo ad arrivare per evitare che le persone abbiano un problema. La maggiore efficacia è tra i 16 e i 18 anni. Quanti utenti tra i 16 e i 18 anni abbiamo? E cosa succede nel passaggio tra i 16 e i 18 anni e l'età adulta? No? Ora, questi sono snodi che in qualche modo bisogna affrontare, e se lasciamo solo alla sanità il problema, non andiamo da nessuna parte. Non andiamo da nessuna parte perché se noi andiamo, si sono detti un po' di indici, no? Noi guardiamo la dispersione scolastica che abbiamo in Sardegna, fa paura. Se guardiamo quanti bambini nascono in Sardegna, lasciamo perdere, no? Lasciamo perdere. Questo patrimonio che è il futuro è lasciato alla deriva oggi, perché se questi bambini, questi ragazzini non sono inseriti in un percorso sano, abbiamo perso. Possiamo parlare di STDC, possiamo parlare di terapia elettroconvulsivante, ma stiamo parlando di aria fritta. Non è quello la soluzione del problema, non è lì. Quindi, insomma, io forse sto parlando io adesso di troppe cose, no? Ma non mi tolgo la responsabilità del ruolo. Però troviamo degli accordi su che cosa ha senso fare, perché tutto oggi non si può fare, tutto oggi non è possibile fare. Oggi siamo concentrati a trovare la chiave dove abbiamo la luce, cioè investiamo dove ci sono già le cose. Dobbiamo investire, ripeto, non parlo di sanità, dobbiamo investire come cultura, come popolo, no? Nelle cose che servono. E la sanità è un pezzetto. Tutto l'investimento sanitario che si mangia quasi in metà del bilancio regionale incide forse per il 10% sulla salute. 10%. Tutto il resto è altro. Quindi cerchiamo di spostarci sull'altro. Poi io, non so, ho quel dottor Mignano che è il coordinatore del dipartimento, non volevo neanche rubare tutti i 10 minuti perché io non sono un tecnico, se voi avete bisogno di informazioni più tecniche lascerei la parola a lui. Sì. Salve, brevissimo. Allora, in questo momento il centro di salute mentale di Rissano
servizi di sano, di serve, della psichiatria infantile, stanno vivendo un momento che è, come dire, abbastanza controverso dal punto di vista del numero degli operatori, perché in questo momento i psichiatri che lavorano sul territorio sono 5, perché abbiamo avuto 2 lieti eventi e quindi già eravamo pochissimi, adesso siamo ancora di meno. A gestire il territorio francamente enorme, con oltre 160.000 cittadini che ci chiedono costantemente interventi su interventi e noi siamo in questo momento appunto con le mani abbastanza legate e ridotti all'unicino un po' quasi. Tutta la polemica rispetto allo shock, all'elettroshock in questo momento è appunto, come diceva il dottor Jonas, lascia il tempo che trova. In questo momento siamo così con l'acqua alla gola, che è tipo un mezzo di distrazione di massa. Si parla di shock per non parlare di carenza di medici, riduzione in maniera smodata della assunta. Anche qui ci sarebbe da fare un discorso lungo. Allora, qualche anno fa è stata chiusa la scuola di specializzazione in psichiatria di San Marcello ed è rimasta solamente quella di Cagliari, che sforna in questo momento, mi pare, 9, 10, più o meno 10 psichiatri all'anno. Lo scorso anno sono stati 17 perché la giunta regionale ha fatto in modo che ci fossero 7 borse di studio. Di questi 7 che sarebbero dovuti essere impiegati in strutture sarde pubbliche, in realtà ne sono stati impiegati 2. Gli altri, punto di domanda. Perché si è lasciato passare il tempo che era necessario per riuscire quantomeno ad attivare dei contratti di 2 anni. Sono passati quei 2 anni, quei 6 mesi, quindi sono rimasti tutti liberi cittadini, ecco, e si sono stati impiegati nel privato, nelle strutture comunitarie, eccetera. Quindi, cioè, in questo momento riuscire a fare un minimo di operazioni reali è come minimo dell'Italia. Allora, ciò che ha fatto di buono, anzi di ottimo, la Regione è stata questa: ha attivato il PNES, il piano di equità nella salute, attraverso il quale sono stati assunti assistenti sociali, TERP, educatori, soprattutto psicologi, che ci stanno dando grande mano nel riuscire a portare avanti l'attività clinica. In questo momento a Doristano sono stati assunti, allora adesso ora sono 4 al CSM, 1 neuropsichiatria infantile, ne dovrebbero arrivare altri 5 di psicologi. E questi 5 psicologi ci dovrebbero riuscire ad aiutare in maniera sostanziale. Ma, come dire, psichiatria è psichiatria. E psichiatria è fatta soprattutto da psichiatri. Se gli psichiatri mancano, e non parlo solamente della situazione di Vistano che è grave, ma se andiamo a Olbia è gravissima, se andiamo a Nuoro è ancora peggio. Cioè abbiamo una situazione così instabile, frammentata, perché a Cagliari diciamo che le piante organiche sono rispettate, cioè più o meno. No, Più o meno. assolutamente. Più o meno sì, ragazzi. No. Magari. No, nei centri di salute mentale, credo. No, manca personale. Vabbè, sono deficitarie, sono enormemente più deficitarie ad Olbia, a Nuoro e da noi.
Quindi anche il fatto di aprire il CSM 24 ore, chi li apre? Ci vuole uno psichiatra, non ci sono psichiatri. Se non si riesce ad attivare le scuole di specializzazione che possono sfornare un numero di psichiatri accettabile, non stiamo parlando di niente. Di niente. E con questa ventata di ottimismo vi lascio. Grazie. Alessia De Stefani, psichiatra. Scusate, c'è un errore nella locandina, scusaci. Anche per il volo aereo. La psichiatra della SIEP, Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica. Buongiorno a tutti. Allora, diciamo che i dati che abbiamo sentito sia dalla Ghirellin sia dal collega che ha parlato, insomma, l'ultimo intervento, sono dei dati che ci dicono qualche cosa sul nostro sistema di salute mentale. Allora, è importante dire che l'Italia rispetto a tutta Europa ha un sistema capillare e territoriale, e questo, diciamo, è la nostra riforma che l'ha definito e l'ha determinato. E rispetto agli altri paesi europei che hanno come fondamento l'ospedale psichiatrico, noi siamo all'avanguardia, ce lo dobbiamo ripetere questo, perché appunto non si parla di psichiatria, non è che mancano psichiatri, bisogna dire manca salute mentale. E l'importante del nostro sistema appunto è una salute mentale di comunità che ha prossimità, assistenza domiciliare, è questo che fa la differenza. Noi sappiamo che dall'ultimo rapporto della SIEP uscito nel 24 sappiamo qualche cosa sulle strutture territoriali che abbiamo. Abbiamo circa 1090 strutture territoriali, abbiamo strutture, cioè abbiamo molti posti letto, ne abbiamo 25.000 sia nel pubblico che nel privato, abbiamo strutture semiresidenziali, che vuol dire centri diurni e altri diciamo, strutture territoriali. E la cosa importante di tutto questo è che noi abbiamo appunto un'assistenza che dovrebbe svilupparsi nel territorio. Abbiamo però un problema di tante strutture private convenzionate poi con varie regioni. Io vengo dal Lazio, dove si spendono 90 milioni di euro per strutture convenzionate, e questo fa sì che noi abbiamo molti soldi che vengono spesi non per la comunità, per strutture residenziali private. Abbiamo un altro evento nel Lazio, ad esempio, che è un ente francese importante per le strutture più manicomiali di Europa, ha comprato tutta una serie di strutture, che è la Coran, che è un ente importante che lavora sia in Francia che in Italia che in Spagna. Quindi diciamo che ogni regione poi dà una parte di denaro a strutture private e non comunitarie. Su questo appunto dobbiamo poi fare dei ragionamenti, perché non è che i soldi proprio non li abbiamo, li spendiamo molto molto male. E un altro dato che è importante sottolineare è i trattamenti sanitari, che sono comunque un indicatore indiretto di quanto non funziona poi la salute mentale, quanto poi non siano efficaci tutti i programmi di prevenzione terapeutica e riabilitativa. Quindi sappiamo anche che c'è un problema di regionalismo, ossia che siamo 21 regioni e ogni regione fa una salute mentale molto differente dall'altra. Anche per quanto riguarda la legge 81, ossia la legge che ha istituito le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, ci sono delle diversità incredibili da regione a regione. Ci sono regioni che hanno delle liste d'attesa infinita e altre regioni che non le hanno. E come mai le altre regioni non hanno liste d'attesa? Perché fanno dei programmi insieme alla magistratura, fanno insieme all'assistenza sociale comunale, cioè ci sono tutta una serie di cose che non vengono fatte in maniera egualitaria nel nostro paese, e questo crea problemi, perché appunto anche i centri di salute mentale
a 24 ore, abbiamo poche regioni che le hanno, tutti vorremmo avere quel modello. Io lavoro nel Lazio, a Roma, e sarebbe, diciamo, ideale evitare grossi ricoveri nelle strutture pubbliche e anche private, perché poi ad esempio nel Lazio noi sì, di media ricoveriamo una settimana all'interno dell'SPDC, ma poi ci sono 30 giorni di ricovero in strutture private, e questa è una cosa che avviene quasi in automatico, anche perché un altro grave problema, sto dicendo tutto quello che non va, sono le università. Le università non si organizzano per far sì che i propri operatori, i futuri psichiatri, psicologi della salute mentale sappiano quali sono i progetti terapeutici. Io ho conosciuto uno psicologo che sta facendo da me un tirocinio che mi ha detto che lui non sapeva che in Italia erano stati chiusi i manicomi, quindi che ha fatto l'università a Roma. Diciamo che ci sono veramente delle università che non preparano gli operatori da nessuna, cioè in molte parti del nostro paese, questo è quello che penso. E poi per quanto riguarda gli specializzandi, in realtà il decreto Calabria ha fatto sì che gli specializzandi possano entrare nei centri di salute mentale pubblici, nei centri diurni, perché è stato fatto apposta nell'idea che mancavano i medici durante il periodo del Covid e potessero essere inseriti nelle amministrazioni pubbliche. E questo può essere anche un escamotage per far sì che i giovani medici entrano nei servizi, non solo nella salute mentale ma anche negli ospedali, e anche perché appunto l'idea che le strutture pubbliche si organizzino per preparare gli operatori io penso sia fondamentale, perché l'università fondamentalmente ci insegna a dare farmaci, a fare la contenzione, perché nelle strutture ospedaliere e universitarie si fa la contenzione, non c'è nessun progetto all'interno dei reparti ospedalieri per evitare la contenzione. E su questo, come SIEP, abbiamo 2 anni fa iniziato uno studio per vedere qual è la qualità del lavoro all'interno dei reparti, quante contenzioni si fanno, qual è il vissuto degli operatori. Abbiamo sollecitato la SACS per vedere qual è il sentimento degli operatori a utilizzare determinati metodi coercitivi, la contenzione fisica, ma esiste anche la contenzione farmacologica, per capire qual è il polso della situazione, per capire e anche discuterne poi tra operatori della salute mentale, perché il vissuto degli operatori non è positivo a mettere in atto delle pratiche coercitive, però se ti hanno insegnato solo a utilizzare pratiche coercitive, come mai dovresti utilizzare e pensare che magari parlare mezz'ora prima di ricoverare una persona ti fa evitare la contenzione? E quindi ritorniamo al discorso culturale che dobbiamo mettere in atto in qualche maniera con iniziative di questo tipo, perché io non vedo altre soluzioni rispetto a evitare tutta una serie di pratiche coercitive. Ricordo che nel nostro paese, rispetto sempre all'Europa, facciamo dei trattamenti obbligatori solamente per bisogno di cure, non per pericolosità, cosa che esiste in tutta Europa, e solamente l'Italia, la Svezia e la Spagna non usano questo criterio per ricoverare una persona in maniera obbligatoria. Quindi ragioniamo sul fatto che abbiamo un importante patrimonio. I dati che dicevamo che mancano in realtà noi li abbiamo, è solo che non li utilizziamo, perché tramite il SISME dal 2016 noi abbiamo tutta una serie di dati che ci arrivano rispetto a strutture residenziali, a trattamenti sanitari obbligatori, e tutta una serie di dati che se le regioni mandano al Ministero diciamo che possiamo avere un bacino di dati infiniti e da lì riprogrammare un'assistenza comunitaria della salute mentale. Quindi tante cose noi le abbiamo, dobbiamo utilizzarle e capire in quale maniera indirizzarci, in quale maniera fare tutte queste cose. Grazie. La parola ad Alessandro Montigi, psichiatra, già direttore dei centri di salute mentale di ALES, Cagliari Ovest e San Luri. Allora, intanto che arriva Sandro, volevo
dire proprio una parola sul piano nazionale equità in salute. Io faccio parte del comitato di vigilanza, che è il comitato nazionale di vigilanza di questo piano, e vi devo dire che non so nulla di come la Regione Sardegna pensa di utilizzare questi fondi. Perché? Perché non c'è stata nessuna possibilità che l'assessorato regionale della sanità, ad esempio, convocasse le organizzazioni interessate alla corretta spendita delle risorse del Piano Nazionale Equità, che non riguarda solo la salute mentale ma anche gli anziani e anche un'altra categoria di bisogno, e quindi questo avviene senza nessun confronto con i soggetti che invece avrebbero potuto partecipare anche nel discutere anche su quelle che devono essere le priorità, perché quelle risorse devono essere utilizzate per cambiare la sorte delle persone, quindi per migliorare la qualità di vita delle persone all'interno appunto di queste categorie di bisogno. Questo lo voglio dire perché ho chiesto anche dati e informazioni, ma non mi sono arrivate assolutamente informazioni interessanti e esaustivili. Buongiorno a tutti e a tutte. Io oggi, pensando di dover intervenire qui, mi sono sentito privilegiato rispetto al fatto che molto vicino a noi ci sono situazioni in cui la quotidianità è stata completamente stravolta e le persone muoiono, vengono ammazzate in un modo disumano. Non abbiamo nominato Gaza, penso non per insensibilità, non per insensibilità, ma per il fatto che tutti noi soffriamo e viviamo questa impotenza e questa ansietà enorme per quello che sta succedendo, non solo nel mondo ma vicino a casa nostra. Sono recenti gli attacchi alla flottiglia e quindi insomma abbiamo una situazione che giorno dopo giorno ci fa sentire sempre più precipitati in un abisso di cui sembra sempre più difficile uscirne. Ovviamente la sanità è un'istituzione della nostra società e quindi riflette un po' tutti quelli che sono le caratteristiche, i problemi, le difficoltà, i trend, i processi che la società sta attraversando. Ovviamente quando negli anni 70 è stata approvata la 180 e tutte le altre leggi che hanno aggiornato e trasformato l'Italia nell'applicazione della Costituzione, quei tempi, come è stato detto da tutti, erano sostenuti da un'attivazione, una partecipazione popolare dal basso che rivendicava il diritto di vivere meglio in modo più giusto, più umano, più ugualitario, e dopo il 70 tutto questo è venuto progressivamente meno e oggi viviamo questa situazione sempre più difficile. La sanità ovviamente attraversa un trend ultradecennale in cui si va verso la privatizzazione. Purtroppo non siamo riusciti, pur denunciandolo, ad arrestare questo trend che continua e da qui a cascata tutte le conseguenze. La psichiatria, purtroppo, come è stato detto, è rimasta psichiatria, non si è evoluta in salute mentale e quindi la psichiatria come disciplina medica e basta all'interno della sanità è tornata a essere la Cenerentola della medicina, per cui se la sanità soffre, l'assistenza psichiatrica soffre ancora di più. Pensando solo all'ultimo quinquennio, abbiamo visto, non solo nella sanità, ma in tutti i campi, un progressivo aggravarsi, quella che Zerkredeschi in una recente trasmissione ha chiamato l'epoca dell'odio, per cui la violenza, la disumanità, la guerra, la disuguaglianza, il cinismo, tutti questi aspetti sono in crescita e condizionano anche non solo i rapporti fra gli stati e le nazioni, i popoli, ma anche fra le persone. La 180, come è stata pensata e realizzata da Basaglia e dal suo movimento, si proponeva proprio questa azione enorme di riforma e della scienza e delle relazioni tra le persone. Da questo bisogna partire.
Il commissario straordinario Silvio Ristano poco fa ha detto che parlare della cura per lui è deludente perché si dovrebbe parlare di prevenzione, eccetera. Se la cura la intendiamo esclusivamente come terapia, sono d'accordissimo con lui, però quello che invece mi sembra stiamo assistendo è che il tema della cura è inteso come di prendersi cura, quindi una rivoluzione veramente nella sanità e nelle professioni che si prendono cura della persona, ma anche come generale atteggiamento di apertura verso la diversità, riconoscere la diversità un valore che contribuisce alla nostra identità. Per cui in questi 5 anni, ultimi 5 anni, prendendo in esame solo questi, è vero che la situazione si è paurosamente aggravata in tutto, però penso che l'umanità ha questa caratteristica, che più le cose si aggravano e più cercano di nascere gli anticorpi che cercano di contrastare questo trend. Infatti, in questi 5 anni sono stati pubblicati tanti libri, vi faccio un brevissimo elenco, sono quasi tutti sulla cura e sul nostro argomento, ma però è impressionante vedere solo quelli che ci riguardano, quindi sono solo alcuni. Ha iniziato Franco Rotelli nel 2021 con Quale psichiatria? Franco Rotelli, ricordiamo, è stato il principale collaboratore di Basaglia, morto purtroppo nel 2023, e dobbiamo a lui il fatto che la 180 insieme a Franco Amparo Basaglia è andata avanti. Quindi nel 2021 Quale psichiatria di Franco Rotelli, poi nel 2022 Contro tutti i muri, la vita e il pensiero di Franco Amparo Basaglia di Anna Carla Valeriano. Ci sono anche autrici che non appartengono alla vecchia generazione, per cui una cosa estremamente positiva che stiamo assistendo è che c'è una sorta di mix tra i vecchi basagliani e le nuove generazioni, non solo di psichiatri, ma anche di storici, storiche, ricercatori, e che stanno prendendo piacere, che stanno approfondendo questi temi della cura, e sono secondo me una speranza, un seme per ritornare alle radici della 180, che ricordiamoci è nata da un atto di umanizzazione di Basaglia, che è finito a Gorizia di fronte a come venivano trattati i degenti, gli internati. Si è rifiutato la famosa frase "mi non firmo", e quindi da questa necessità di umanizzare la cura è nato tutto il resto. Poi sicuramente c'è anche un aspetto scientifico, culturale e filosofico, però insomma ricordiamo che l'umanizzazione fa parte della 180. Continuiamo con, poi c'è Filosofia e Clinica, un altro libro bellissimo di Loredana Di Adamo, da cui poi prenderò per concludere alcune frasi. Loredana Di Adamo è una psicologa e filosofa che lavora nel Lazio e che abbiamo presentato anche sul libro uscito quest'anno nell'iniziativa Primavera Letteraria della Salute Mentale che Gisella ha organizzato. Poi è uscito nel 2023 Franco Basaglia e la psichiatria fenomenologica di Mario Novello e Giovanna Gaglio, un altro testo fondamentale per chi lavora nella salute mentale, e ricordarsi che tutto quello di buono che c'è nella salute mentale viene dalla filosofia. Poi c'è Fare l'impossibile, ragionando di psichiatria e potere, Marica Setaro, un'altra ricercatrice storica che sta dando un contributo fondamentale. Poi nel 24 il libro di cui parlavamo prima, Della cura, studi fenomenologici e salute mentale, sempre di Loredana Di Adamo. Poi c'è stata La salute mentale e politica di Piero Cipriano, che abbiamo presentato recentemente, del 2025. Poi sempre nel 2025 l'abbiamo presentato da poco, Franca Ongaro Basaglia, saggi e testimonianze di Ernesto Venturini. E poi un libro che ho avuto la fortuna di assistere recentemente alla presentazione, che non è proprio fa parte della salute mentale, però ci azzecchiamo, direbbe qualcuno, L'altra metà della cura, di Luciana Murru, una psicologa nata nell'Oristanese, a Senis, che lavora nella psicologia oncologica a Milano e che ha fatto questo libro veramente bello che consiglio a tutti. Poi ho scoperto che nel 2015 una filosofa dell'Università di Verona, Filosofia della cura, già si approfondiva dal punto di vista filosofico quello che la cura è intesa in quel senso. Concludo dicendo, prendendo leggendo alcune frasi del libro di Loredana Di Adamo.
che sta svolgendo un ruolo secondo me fondamentale per rienergizzare gli operatori e i servizi di salute mentale. Lei dice: sono consapevole che riabilitare la filosofia nella pratica clinica possa sembrare un progetto ardito nell'epoca attuale, sia per l'alto valore attribuito alle tecniche basate sull'evidenza, sia per l'uso non previsto della filosofia all'interno dei processi terapeutici. Tuttavia, ritengo primario formulare una proposta in tal senso per agevolare un cambiamento a livello culturale. Quello di cui parlava Rinti è un po' tutti noi, perché sappiamo che da lì nasce tutto il resto. Un'altra breve frase: è bene sottolineare come attualmente la filosofia abbia di nuovo perso il suo valore pratico, divenendo per lo più una disciplina accademica di cui non si riconosce più il suo legame con la vita. Per questo motivo è opportuno tornare a riabilitare la filosofia negli ambienti di lavoro e nel nostro, quale cifra essenziale dell'essere umano, per ricominciare a soggiornare nell'esistenza con un'attenzione maggiore per ciò che ci appartiene come umani. Penultima citazione: la scelta di mettere tra parentesi, questo riguarda Basaglia, secondo me è profondissimo e ci dà l'idea dello spessore umano, culturale e spirituale di Basaglia. Dice: la scelta di mettere tra parentesi il proprio ruolo e le proprie conoscenze ci mostra quale sia l'essenza dell'atteggiamento fenomenologico che Basaglia ha saputo praticare fino in fondo, ponendo in dubbio anche la stessa fenomenologia nel momento in cui poteva rappresentare un limite. Basaglia ha realizzato l'atteggiamento fenomenologico portandolo fino alle estreme conseguenze e incarnando appieno la filosofia socratica da cui esso deriva. Un modo di pensare, il suo, che egli non ha mai abbandonato per tutto il corso della sua opera e che ha permesso a lui e al suo gruppo di continuare a negare l'assenso al già noto. Chiudo con le 2 righe che Ernesto Venturini ha messo nella sua introduzione, nella sua prefazione esattamente, al libro di filosofia e clinica di Loredana Adamo. Conclude la sua prefazione con queste 2 righe. Più che di una formazione tecnica professionale, penso che abbiamo bisogno tutti di un addestramento esistenziale per saper affrontare la complessità della soggettività e l'incertezza della vita. Solo così potremo finalmente curare la nostra normalità. Allora, grazie a Alessandro Montici. La parola a Cristina Corona dell'Associazione I Germogli di Oristano. Se va bene il microfono. Allora, buongiorno a tutti, io sono qui invitata da Gisella in veste di vicepresidente dell'associazione I Germogli di Oristano. La nostra associazione nasce come una costola del gruppo di mutuo aiuto L'Abbraccio. Questo gruppo è stato costituito lo scorso anno da alcuni genitori in seguito alla perdita dei loro figli, quasi la metà suicidi. Ecco perché sono qua oggi e posso dire che conosciamo, chi ha avuto questa esperienza ha purtroppo conosciuto molto bene i servizi di neuropsichiatria, di psichiatria della nostra provincia. Il nostro intento oggi però è principalmente quello di sensibilizzare e portare l'attenzione di tutti un problema che potrebbe riguardare ciascuno di noi. Vogliamo parlarne e far sentire la nostra voce, creando eventi, serate a tema salute mentale, anche ricercando il patrocinio delle istituzioni e delle amministrazioni locali, come è stato già fatto ad esempio negli ultimi anni con eventi sul tema del disagio giovanile e del suicidio, un tema che comunque a noi è molto caro. Ci sono state programmazioni di docufilm
sempre sull'argomento, e hanno scaturito dibattiti tra pubblico ed esperti. Il nostro obiettivo è anche quello di coinvolgere le scuole con i suoi rappresentanti, organizzando assemblee all'interno degli stessi istituti, perché come è stato ampiamente detto anche oggi, sappiamo bene che il disagio molto frequentemente nasce tra i banchi di scuola. Vorremmo diventare un punto di riferimento a livello provinciale per genitori e familiari che stanno vivendo ciò che noi abbiamo già vissuto, istituendo un centro d'ascolto dove non solo con il nostro supporto, ma anche con quello di persone volenterose, empatiche, sensibili a questi problemi, che magari anche senza competenze sanitarie specifiche, ma magari formate da figure professionali competenti, si riesca a dare una mano a tutto l'aiuto che si chiede. Sappiamo bene quanto ci si può sentire soli, non ascoltati e soprattutto non supportati quando si cerca una soluzione, una luce, direi, in fondo al tunnel. Molte volte una parola, un viso accogliente può fare la differenza. Per quanto riguarda la situazione attuale dei servizi sanitari, è palese, come se ne parla ormai in questo convegno, è palese che tutta la sanità pubblica attraversa una situazione di emergenza. Pertanto anche i servizi di cura e assistenza per la salute mentale sono deficitari. Ma la salute mentale sappiamo bene che non ha orari d'ufficio e non sempre l'invio al pronto soccorso in situazioni critiche è la risposta giusta a quel paziente in quel momento. Manca una visione olistica del malessere mentale e assistiamo con preoccupazione ad una formazione universitaria orientata prettamente alle cure farmacologiche, trascurando l'unicità della persona con tutti i suoi contesti individuali e familiari. Ci siamo chiesti che fine hanno fatto le case di comunità previste dal PNRR. Era un decreto del 2022, il numero 77. Oggi non so se è parlato di altre strutture, ma non so se questa era l'antecedente o poi sono state sostituite. Comunque, queste strutture sociosanitarie avrebbero dovuto garantire un'assistenza più vicina al territorio, al malato e ai suoi familiari, integrate ai cittadini, con la costruzione di reti sociali dove si potrebbe condividere problematiche comuni a tipologie di malati in un percorso partecipativo alla cura e alla guarigione. Questo vuoto viene colmato qua e là solo da iniziative private, come ad esempio posso citare l'associazione Iskra, che è nata proprio ad Oristano dalla necessità di un gruppo di pazienti psichiatrici che hanno avuto il sostegno del CSM. Promuovono inclusione e solidarietà attraverso arte, cultura, condivisione per affrontare proprio il loro disagio mentale. Sappiamo bene che il personale nelle strutture è fortemente insufficiente rispetto alle richieste dell'utenza e questo fa sì che manchi un'assistenza integrata fatta di relazioni con i pazienti, con i loro familiari, con gli educatori, con gli psicologi e i servizi sociali sul territorio, in modo da accompagnare sia l'utente che la sua famiglia verso la stabilizzazione della persona, perché no, anche della guarigione. Sono indispensabili perciò percorsi di cure che accompagnino corpo e mente alla presa di coscienza del sé, non solo farmaci, tanta psicoterapia, arte, musica, teatro, movimento. Pensiamo che manchi la cura dell'individuo, fin dall'insorgere delle prime avvisaglie che, come dicevamo, stanno arrivando fino all'infanzia. Manca il tempo, l'ascolto e soprattutto purtroppo le risorse economiche. Forse qua mi è sembrato di capire che le risorse ci sarebbero, quindi una grande notizia. Manca anche una formazione che si aggiorna costantemente.
Non può esserci nessun miglioramento se davanti ad una domanda di assistenza in crescita la risposta è insufficiente. La salute mentale deve diventare priorità, un investimento indispensabile per il benessere sociale dell'intera comunità. Sembra una cosa banale ripeterlo, ma è così, perlomeno per noi che ci siamo passati. Niente, ringrazio Gisella perché è un suo continuo impegno, anche per averci chiamato a partecipare in veste di associazione di volontarie in questo importante momento di condivisione. Grazie a tutti. Grazie a Cristina Corona dell'Associazione Germogli di Oristano, Vito Danza, psichiatra del Coordinamento Nazionale della Salute Mentale. Buongiorno a tutti e intanto grazie a Gisella per l'invito. Io oggi vi vorrei raccontare una storiella più che altro, 10 minuti, non è che si possono fare grandi interventi, però una storiella ve la vorrei raccontare che è in linea con il tema dell'incontro di oggi. Il leitmotiv che oggi gira in tutta Italia è: vogliamo più risorse. Questo è il leitmotiv. Dovunque vai, dal nord al sud dell'Italia, tutti quanti stanno a chiedere maggiori risorse. Credo che in sanità maggiori risorse è ovvio che necessitano. I tagli alla sanità sono dei tagli incredibili, fatti, e c'è sicuramente necessità di risorse. Però a me questa storia non mi ha mai convinto del tutto, forse sulla anche esperienza mia personale, e per quelle che io voglio raccontare. Perché le risorse, io ripeto, non lo dirò più, oggi ti chiede le risorse è giusto, ancorché opportuno. Ma detto questo, io non sento mai in giro, quando si chiede le risorse, per fare che cosa? Un progetto, un'idea di salute mentale. Voglio fare l'elettroshock o voglio fare la salute mentale di comunità, voglio fare questo, nessuno dice che cosa vuole fare. Vogliamo maggiori risorse. A me questa storia non mi ha mai convinto, onestamente, questo è il punto. E dico questo, racconto questo per dire che cosa. Io ho fatto il direttore di dipartimento per 20 anni, sono in pensione da circa 2 anni, quindi ce l'ho ancora le cose abbastanza fresche in testa, ecco. Quando sono arrivata a dirigere il Dipartimento di Salute Mentale, che era quello di Pistoia, in Toscana, il direttore generale la prima cosa che mi disse è: guardi, io non ho un centesimo da mettere sulla salute mentale, quindi ti devi arrangiare con quelle che hai. Stiamo parlando del 2005. Già non c'erano risorse nel 2005. Non è che, certo ce n'erano più di adesso probabilmente, facendo i conti con la spesa, il rapporto col PIL, eccetera. Ma già allora la risposta fu questa: non ho risorse da darti, da mettere sulla salute mentale. Bene, mi feci un giro di ricognizione, quel servizio non lo conoscevo, io vivo a Lucca e ho lavorato a Lucca prima di andare a Pistoia, quindi il servizio non lo conoscevo. E fidi una cosa, andai a fare un giro di tutte le comunità terapeutiche. Avevamo 18 persone quel servizio. A questo punto parlo, il Dipartimento di Pistoia ha 2 strutture complesse, una che è quella di Montecatini con l'SPDC di Pescia e l'altra è quella di Pistoia con la Piana di Pistoia, per un totale di 300.000 abitanti. Io all'inizio sono arrivato là a fare il direttore della struttura complessa di Montecatini, 130.000 abitanti, l'altra struttura ha 160, l'altra zona ha 160.000 abitanti, insomma abbastanza equivalente. Io la storiella che voglio raccontare, che è quella che ho fatto anche come direttore di struttura complessa, direttamente, anziché solo il direttore di dipartimento. Bene, questa struttura, che cosa succede? Mi faccio un giro e ci sono 18 persone in comunità terapeutica. Insomma,
li conosco, ci vado più di una volta, ci chiacchiero, incomincio a conoscere il servizio e le potenzialità, le possibilità, quelle che oggi noi chiamiamo budget di salute. Dice, che cosa possiamo fare con queste persone, con queste risorse che ognuno di loro aveva circa 60.000 euro all'anno, tra i 50 e i 60.000 euro all'anno di risorse. Erano i soldi, la retta che si pagava per le comunità terapeutiche. Erano soldi assegnati a quella persona. Il budget di salute, le risorse assegnate alla persona. Beh, un servizio, che cosa può fare con 60.000 euro assegnati a un paziente? Questa era la domanda che mi posi allora. Ebbene, incominciamo piano piano. Noi non avevamo quasi niente in quel servizio. C'era un centro di salute mentale che era fatto di 3 stanze, ognuno di 3 metri per 3. Si calpestavano i piedi gli operatori che c'erano e non erano tanti. Insomma, incominciamo, la prima persona che uscì dalla comunità terapeutica ha premesso che fece questo accordo con il direttore generale: tu non hai soldi da darmi, benissimo, però qualsiasi soldo e qualsiasi euro che io riesco in qualche modo a riciclare, di riformare, di assegnare diversamente, all'epoca si diceva spending review, insomma di assegnazione diversa dei fondi, non mi toglie un centesimo, non te li metto sul bilancio aziendale, questi restano nel bilancio del Dipartimento di Salute Mentale, non mi sposti un soldo. Lui disse questo va bene. E così cominciamo a procedere. La prima persona che tirammo fuori, fittammo, che ancora oggi c'è, dopo 20 anni, 48.000 euro, un centro di salute mentale a Montecatino, un bel centro di salute mentale, che allora esattamente non c'era. Man mano che siamo andati avanti, siamo arrivati a una spesa, poi moltiplicate per 18 il numero una media diciamo di 50.000 euro a persona, per 18 questo era il bilancio per le comunità terapeutiche che si spendevano. Incominciamo a ridurli tutti, tiriamo fuori tutti dalle comunità terapeutiche. Con quei soldi che cosa abbiamo fatto? A parte che 2 o 3 ogni anno li mantenevamo, ma erano quelli che il magistrato offrivamo il progetto al magistrato di alternativa al carcere, allora, o in alternativa all'OPG all'epoca. E quindi le uniche persone che ancora per periodo stavano in comunità fin quando il giudice di sorveglianza non decideva diversamente era qualche persona che aveva commesso reato, il resto le avevamo tirate tutti fuori. E con quei soldi abbiamo preso una cooperativa sociale, una cooperativa di tipo A con 6 OS. Abbiamo fatto una rete di appartamenti supportati dove tutte le persone tirate fuori dalle comunità e qualche altra che si aggiungeva, che abbiamo arrivato a un punto che avevamo 32 persone nella rete di appartamenti supportati. Ora, tutto questo significava che 2 persone in un appartamento supportato che mediamente li trovavamo nei contesti urbani, quindi nel centro della città, trovavamo questi appartamenti e ogni appartamento aveva un costo, io vi faccio un conto ragionieristico perché sennò altrimenti non ci si capisce su queste cose, costava 12.000 euro la gestione all'anno, 12.000 euro all'anno, un appartamento per 2 persone, compreso di utenze, affitto mensile e pasti, gli alimenti, il vitto, 12.000 euro all'anno, tolto la spesa del personale, che pure serviva. Ma non vi immaginate gli appartamenti supportati come delle comunità H24 con qualcuno sempre addosso. Tutti avevano inserimenti lavorativi, tutti avevano delle attività, delle cose. In casa ci stavano il giusto, insomma, non è che avevano bisogno dell'assistenza in casa. Però c'è questa cooperativa che avevamo preso, che era di supporto per gli appartamenti supportati. E quindi a seconda delle necessità, ma supporto significava che l'appalto, per esempio, per dire una banalità, per quella cooperativa, lo facemmo in questo modo, che l'orario loro di lavoro, fermo restando il contratto collettivo nazionale che avevano loro di cooperative di tipo A, era dalle 8 di mattina alle 23, il che significa che la pizza, quando qualche paziente che non avevano la macchina, c'erano diversi comuni, i trasporti pubblici erano quasi uno schifo,
E a questo punto le persone non si potevano neanche spostare, non avevano una macchina o casomai non avevano una famiglia alle spalle, vivevano in un comune, in un appartamento supportato, avevano bisogno di un supporto. Ma la pizza non se la andavano a mangiare più alle 5 del pomeriggio perché alle 8 i servizi chiudono. La pizza la andavano a mangiare alle 8 con il supporto della cooperativa, per esempio. Ma per dire una banalità, ma quello che in tutto questo ci muoveva è stato, e con tutto questo guardate che poi ne abbiamo fatte di soldi, di risorse, ne avevamo a fare. Con questi soldi recuperati ne avevamo a fare. Allora, io credo che oggi ogni dipartimento questo problema se lo deve porre. Se il 53% della spesa per la salute mentale in Italia e nelle comunità terapeutiche dati SIEP, vuol dire esattamente questo. Non è che questo 53% lo vogliamo lasciare là nelle comunità terapeutiche o i servizi possono fare un progetto, un programma credibile, dignitoso, da portare in giunta regionale, da portare ai direttori generali, senza l'aggiunta di spese. Come possiamo questi soldi recuperarli e fare delle cose migliori per le persone, fare salute mentale di comunità anziché fare una psicoterapia di stampo manicomiale? Questa è la domanda che era valore del vale anche oggi. Io credo che a questa domanda non ci si può sottrarre nessuno. Vitto, hai un minuto. Finito, un secondo solo e ho finito. Volevo solo dire un'altra cosa. Veramente un minuto. E in tutto questo, fatto questa operazione, significa quel servizio, accanto alla questione dell'idea del progetto di salute mentale, avere un SPDC che in 20 anni ha avuto 0 dimensioni, ha avuto un SPDC che la porta era aperta, ha avuto un centro di salute mentale che per lunghi anni è stato aperto 12 ore al giorno, 365 giorni all'anno, significa Natale, Pasqua e Capodanno è aperto il centro di salute mentale. Allora, non è che è una questione solo di appartamenti, di spese e di risorse, è un'idea, un progetto di salute mentale, che se a un certo punto diventano credibili le cose, vale la pena poi di fare le battaglie, di trovare alleati e di trovare anche assessori regionali e direttori generali delle ASL sensati, capaci poi di accogliere come sostenere progetti di questo genere. Grazie. Grazie a Vittorio Danza. La parola ora a Sonia Marcheggiani, direttora del Dipartimento di Salute Mentale di San Luri. Buongiorno, grazie per l'invito. Io in realtà dirigo il centro di salute mentale dell'ASL Medio Campidano. Allora, credo che un po' siamo tutti d'accordo sul fatto che la psichiatria è di fatto la pratica di una contraddizione. Già Robert Castel ce lo diceva, in Crimini di pace ravvisava proprio l'antinomia tra quella finalità terapeutica proclamata a gran voce e invece la funzione politico-amministrativa del controllo sociale. Basaglia di fatto dedicò la propria vita a denunciare come la logica manicomiale si fondasse su questa contraddizione insanabile fra concetto di custodia e di cura, fra interesse del singolo e sicurezza sociale. Oggi, a quasi 50 anni dalla legge 180, sebbene tra ritardi, difficoltà varie, si è andati incontro a una vera rivoluzione dell'assetto istituzionale psichiatrico, creando modalità di intervento sempre più raffinate, centrate sui problemi effettivi delle persone, sarebbe ingenuo da parte nostra affermare che si siano risolte le profonde contraddizioni dovute a quello che è un intreccio molto articolato tra la complessità del disagio psichico e le regole invece della comunità di cui facciamo parte tutti noi, operatori compresi. E il mandato, quindi, dei servizi di salute mentale continua ad avere come obiettivo quella di una salute intesa come adattamento sociale, sia nel senso del recupero che del controllo. E allora l'ambiguità che è sottesa proprio all'atto del curare fa sì che l'intervento terapeutico si confonda con quello normativo, imponendo spesso pratiche coercitive e di dominio.
Un'altra profonda contraddizione è quella che riguarda l'atteggiamento di una comunità che delega la malattia mentale alla psichiatria e al contempo l'atteggiamento di una psichiatria che delega i bisogni psicosociali del paziente psichiatrico alla comunità. Questa antinomia può ricomporsi solamente se noi proviamo a cambiare il paradigma operativo, cioè un paradigma che ci consenta di riconoscere il ruolo della comunità non solo come utente, ma anche come fonte inesauribile di risorse, di opportunità, come produttrice di tantissime articolazioni tra pazienti, tra famiglie, tra servizi, tra istituzioni, per generare senso, per generare benessere. Allora dovremmo allargare i confini, aprire varchi di comunicazioni con l'esterno, per far accedere nel campo terapeutico istituzionale famiglie, associazioni e servizi che operano per la salute mentale. È necessario creare un modello culturale nuovo dove tutti questi attori possano ritrovarsi all'interno di un confronto reale e democratico. D'altra parte, la lente che noi scegliamo per mettere a fuoco la sofferenza del singolo, delle famiglie, della collettività, decide anche del senso, del non senso che noi diamo alla sofferenza e alle sue evoluzioni. Possiamo sottrarre l'incurabilità alla vista della comunità dei sani, oppure possiamo aprirci a quella che è la complessità della perturbante realtà psicopatologica. I servizi pubblici di salute mentale sono dei contenitori di esperienze che richiedono sforzi mutevoli, ma richiedono anche umiltà nei ripensamenti, a volte anche dei cambiamenti di rotta. Talora dobbiamo avviare energiche azioni di contrasto e di resistenza, soprattutto di fronte a un calo di risorse e non solo, con conseguente compromissione dell'universalità del sistema. Allora è importante che tra il sapere formale, istituzionale dei servizi e quello invece informale, esperienziale degli utenti e dei loro contesti associativi si creino delle dinamiche di scambio e di reciproca formazione per rendere la vita del servizio più viva, più aperta al contesto comunitario e alle contaminazioni del campo sociale. Il centro di salute mentale dovrebbe configurarsi come snodo della comunità locale, come laboratorio territoriale da cui partono tutti quei processi di cura che vedono coinvolti i vari protagonisti, cioè gli operatori, gli utenti, i familiari, le associazioni, le cooperative, gli enti locali, il terzo settore, tutti quei soggetti che operano sia formalmente che informalmente nella comunità. Anche le migliori forme di salute mentale, se non sono in grado di rimettersi in discussione, rischiano di essere fagocitate dalle tendenze egemoni, cioè quelle del controllo statistico ed economico della salute della popolazione. La salute mentale non può quindi essere trattata in luoghi separati dalla vita reale, bensì deve essere affrontata dentro la comunità con strumenti relazionali, sociali e territoriali. Quindi parliamo di servizi di inserimento lavorativo, borse lavoro, tirocini, di promozione di progetti di soluzioni abitative, co-housing, eccetera, ma anche di servizi di inclusione culturale, sostegno alla genitorialità, alla rete familiare, strumenti come il budget di salute e il progetto terapeutico individualizzato che possono permettere di costruire su misura dei progetti, insieme però anche ai familiari e a tutti gli altri attori, a tutta la cittadinanza attiva. L'obiettivo allora è quello di dar vita a un processo di ricapacitazione dell'individuo e della comunità che lo accoglie. Individuo e comunità non possono non cambiare insieme, ridefinendo continuamente le finalità e rimodulando in divenire i percorsi. Sarebbe importante, sarebbe auspicabile che la comunità non attivasse solamente
un semplice adattamento al disagio, ma che ci fosse una ritessitura delle reti sociali e culturali, andando a creare una nuova trama relazionale che consenta alla collettività di rinnovarsi. La psichiatria di comunità di cui vi sto parlando non può essere intesa come una mera riorganizzazione tecnica dei servizi, ma un cambiamento radicale di paradigma, di visione. Dalla gestione della malattia all'ascolto della sofferenza, dall'istituzione alla relazione, dalla contenzione alla libertà, dall'oggettivazione clinica alla co-costruzione di senso. Sostenere questo cambiamento significa difendere un'idea di salute mentale come diritto, responsabilità collettiva e spazio di trasformazione sociale ed etica. Allora noi, come operatori della salute mentale, siamo per certi versi in una condizione privilegiata perché possiamo assumere un ruolo di leadership nel far agire consapevolezza e azioni di governo, onde rilanciare, come direbbe Paul Ricoeur, un canale distributivo di umanità e innescare tramite uno sforzo collettivo condiviso quel processo di assunzione di responsabilità che va a garantire equità, inclusione, accessibilità ai diritti, riorientando così il sistema verso servizi che siano a impronta relazionale, che valorizzino e rinforzino il legame sociale, quel legame sociale di cui tutti noi abbiamo bisogno. Grazie. Grazie dottoressa Marchegiani. La parola alla dottoressa Carla Pulighettu, garante della Regione Sardegna dei diritti dei minori e degli adolescenti. Buongiorno, saluto tutte e tutti, ringrazio Gisella e Mauro per avermi coinvolto, come spesso fate, è sempre un piacere partecipare e anche il posizionamento dell'intervento è molto gradito perché sono riuscita ad ascoltare tutti, incominciando dal quadro che ci hai presentato sulla situazione regionale della salute mentale così disastroso e tutti gli altri che invece hanno evidenziato potenzialità e anche hanno dato spunti, hanno portato degli esempi, hanno dimostrato sensibilità. Tuttavia la situazione in Sardegna è così difficile e complessa e io qua rappresento un mondo che è quello dell'infanzia e dell'adolescenza che nella regione Sardegna vive ancora in maniera ancora più critica la difficoltà di un equilibrio, di una situazione, di una salute mentale curata, protetta, perché la cura, come qualcuno ha sottolineato, non è terapia, la cura è protezione, attenzione, ascolto, vicinanza e deve partire dai primi 1000 giorni di vita dell'individuo, cioè dal momento in cui avviene inizia la gravidanza della mamma, quindi già dalla relazione fra i genitori si capisce se la salute mentale di chi nascerà sarà protetta e garantita, se i suoi diritti ci saranno o non ci saranno. Dunque la prevenzione ha radici molto precoci, non si possono aspettare i primi segnali di difficoltà durante la frequenza della scuola, perché siamo molto in ritardo. È vero, durante la frequenza scolastica si manifestano i disagi, si portano l'attenzione di quella rete sociale, qui accennava chi mi ha preceduto, fondamentale, ma quella rete sociale non si improvvisa, deve esistere già da prima e quindi tutte le strutture che hanno competenze e risorse da destinare, perché appunto, come ci ha ricordato la dottoressa Alessia De Stefani, le risorse ci sono.
forse non sono spese bene. E allora credo proprio che lei abbia ragione. In Sardegna abbiamo una popolazione minorenne, 0-18 anni, di 198.959 persone, vale a dire il 12,7% della popolazione. Sono pochissimi, Infatti. sono talmente pochi questi nostri bambini e adolescenti, e che però non vengono considerati con la dignità che dovrebbero avere le persone, cioè le persone. Non sono soggetti inferiori perché sono più piccoli perché hanno le mani più piccole, i piedi più piccoli, ma hanno molta più dignità degli adulti che determinano quasi sempre i loro problemi, perché sono indifesi, non sono appunto protetti e tutelati. E il tasso di natalità in Sardegna registra un record mondiale, non soltanto nazionale, è un record gravissimo e rispetto alla media nazionale è molto molto più basso, quindi riflettiamo sulla nostra regione. Ho visto e ho sentito che la regione Sardegna sta attivando delle azioni per promuovere la natalità, ma la natalità non è bassa perché ci sono problemi di fertilità, mi sembra che abbia detto queste cose, non è la fertilità che manca, è una situazione che garantisca alle mamme, soprattutto alle famiglie, di vivere con serenità, di avere un lavoro, di poter avere una casa, di poter essere garantite le cure, l'istruzione di qualità, tutti i servizi che la governance ha dimostrato molto carenti in Sardegna. Io ho organizzato gli Stati Generali dell'Infanzia nel mese di ottobre del 2024 e abbiamo portato all'attenzione tutti questi disagi che colpiscono l'infanzia, dove il problema della salute mentale emerge prepotente, perché il disagio che noi percepiamo nelle scuole, io provengo da un'esperienza di 42 anni a scuola e quindi ho toccato con mano, qui davanti a me c'è Laura Caddeo, che è consigliera regionale nella scorsa legislatura, dirigente scolastica, conosce benissimo, e dunque credo che la politica si debba assumere tutte queste responsabilità. Allora, per partire con progetti efficaci e far fronte alla situazione di povertà relativa che incide sulla nostra infanzia e adolescenza per il 32,9%, vale a dire il 10% in più rispetto alla media nazionale, questa povertà della nostra infanzia e adolescenza in Sardegna determina tutti i disagi che si manifestano con la salute, con nella vita delle persone. E dunque io non ho visto azioni, e le vorrei tanto vedere, e ogni volta che io organizzo e cerco di coinvolgere, lo dico così davanti all'onorevole Frau, che è uno dei pochi che partecipa agli incontri di sensibilizzazione, è assente, la politica è assente. Io ricopro un incarico, un'autorità di garanzia che dovrebbe collaborare con la politica, ma se i tentativi da una parte ci sono, devo dire che non ci sono dall'altra, a meno che non convenga, non so. Io non faccio discorsi politici perché non mi interessa esprimere né appartenenze né schieramenti né indicare quel governo regionale piuttosto che l'altro. Dico che dal 1997 è stata istituita in Italia una legge, cioè è stata fatta una legge che ha istituito l'Osservatorio Nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza e che ha invitato tutte le regioni ad istituire un osservatorio regionale affinché si potessero raccogliere i dati, perché se non si parte dai dati non si può organizzare niente. Allora, dal 1997
In Sardegna è stato prodotto un unico rapporto sull'infanzia e l'adolescenza nel 2004 da un assessore regionale che non era né di destra né di sinistra. Io lo cito perché è l'unico che l'ha fatto, è uno che ha vissuto nella politica tutta la vita. Quella cosa l'ha fatta, no? L'ha fatta ed era Giorgio Uppi. Non era né di destra né di sinistra, rappresentava un'area moderata e credo che la politica abbia necessità di moderazione. Adesso questo lo dico in generale. La moderazione nel confronto politico può aiutare a trovare convergenze sui problemi che sono di tutti, non sono di destra, non sono di sinistra, sono della popolazione sarda, perché io ci tengo molto all'identità. Ecco, qui siamo in una regione dove l'identità si distingue, si solleva, si nota, bisogna lavorare sul nostro territorio, sulle peculiarità della nostra gente e del nostro territorio. In Sardegna, allora io gli unici dati che ho sono quelli che riguardano la Sardegna, quelli nazionali, c'è l'Istat, ci sono tanti che raccolgono, però c'è il CRC, che è il gruppo di lavoro della Convenzione ONU del 1999, che ogni 2 anni produce un rapporto e che in quest'ultimo rapporto ha prodotto dati disgregati proprio regione per regione. Quindi la regione Sardegna, alcuni dati della regione Sardegna sono reperibili da questo rapporto, ma dico alcuni perché ne mancano tantissimi. Perché ne mancano? Perché la regione non li raccoglie. La regione non 2 minuti, dottoressa Pulighe. Allora, ecco, dico soltanto che dal 2023 dico che serve un osservatorio regionale e nessuno se ne è occupato. Io sto scrivendo un progetto di legge che riguarda l'istituzione dell'osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza e poi lo affiderò alla politica, ne facciano quello che vogliono, ma io lo sto scrivendo, così come mi sono adoperata per scrivere la proposta di legge sull'inclusione scolastica del bambino con diabete di tipo 1 nella scuola e nello sport, perché da lì derivano i disagi che si manifestano durante la vita di un individuo, per loro e per i genitori. Grazie. Il dottor Mauro Carta dell'Università di Cagliari è referente OMS del progetto Quality Right. Ah sì, l'abbiamo saltato. Grazie a tutti, sono veramente contento di essere qui e di vedere questa risposta molto forte di istituzioni, di associazioni, di persone che vivono i problemi. Quindi ringrazio Gisella e tutti quelli che hanno collaborato a creare questo evento. Essendo chiamato in causa come collaboratore di un organismo internazionale, devo iniziare con parole molto cupe. Gli organismi internazionali in questo momento sono brutalmente sotto attacco. L'Organizzazione delle Nazioni Unite è delegittimata nel suo operato giorno per giorno, sappiamo benissimo da chi, basta pensare che cosa sta subendo Albanese, che era una voce ufficiale dell'ONU e che invece oggi sta vivendo una situazione di vera persecuzione. Tutto questo si ripercuote ancora di più sull'Organizzazione Mondiale della Sanità, da cui gli Stati Uniti non sono solo usciti e hanno tolto i finanziamenti, ma hanno fatto fortissime pressioni perché anche tutti i donors privati togliessero i finanziamenti. Il risultato è che il budget di quest'anno che viene dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sarà poco più del 50% di quello che era l'anno precedente e che l'OMS sta licenziando il 40% dei dipendenti, compresa la responsabile, per esempio, dei servizi della salute mentale, Deborah Kessler, che è ancora facendo funzione sino a dicembre, ma poi ha finito.
il personale della salute mentale è dimezzato, il personale della disabilità è ridotto a 1/3, perché ci sono attacchi fortissimi anche su tutto ciò che è disabilità e inclusione sociale. Ad esempio, il mio gruppo che fa ricerca in questo campo da qualche tempo non può più pubblicare lavori in riviste americane, perché le riviste americane non possono più pubblicare lavori che abbiano questi temi. Abbiamo giustamente il titolo di questo convegno cita la CRPD, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. In teoria, da questo punto di vista, in Europa e in Italia dovremmo stare meglio, perché la CRPD è diventata legge europea e anche legge italiana, ma non è mai stata applicata. Nemmeno molti magistrati la conoscono. A me ha chiamato un magistrato perché voleva delle consulenze sulle nomine degli amministratori di sostegno, tema terribile da trattare. Quando gli ho fatto notare che tutta una serie di pratiche erano contrarie alla CRPD, lei mi ha detto, sì, ma non ci possiamo occupare di queste cose internazionali. Dico, ma è legge italiana, non lo sapeva. Non lo sapeva, un magistrato non lo sapeva. Quindi la situazione, per me che sono vecchio e ho conosciuto agli inizi della carriera Bob Dylan, risuona un vecchio refrain, cadrà una dura, dura pioggia. In questo scenario terribile che sta andando a delinearsi, io non sono così pessimista come gli altri. Non penso che l'organizzazione della salute mentale in Sardegna sia stato frutto di ignoranza, di incapacità. Sì, c'è stata molta ignoranza e incapacità, ma devo dire che tutto è stato costruito in funzione anche avveniristica, cioè perfettamente in coerenza con questa visione terribile che sta nascendo. Nerina Di Lendini mi ha preceduto con 2 dati che volevo portarvi. Ebbene, spendiamo poco, ma spendiamo soprattutto per le strutture residenziali private. 100 euro al giorno per 100 persone sono 10.000 euro al giorno, sono 1 milione in 3 mesi. Pensate che alla cronaca era venuto fuori sull'Unione Sarda la storia di una presunta tangente di 1 milione di euro. Gli accusati dicevano non è una tangente, è una consulenza, che sia tangente o consulenza, questo lo stabiliranno i magistrati, ma potete capire che movimento di soldi ci sia dietro questa cosa. Quindi mi fa piacere, Vito Danza, sentire che in Toscana le cose sono andate meglio. Sicuramente in Sardegna non potremmo fare così perché toccheremo i sono-regiti e avremo le mani tagliate. E una riprova ne è quello che è successo brutalmente all'unica struttura residenziale che un pochino rispettava i criteri di umanità, che era quella appunto di Cagliari, che è stata brutalmente chiusa perché le persone fossero deportate lontano, in dispregio, oltre che alla legge italiana, anche alla stessa CRPD che dice nell'articolo 25 che le cure devono essere prestate vicino a dove le persone vivono. Ora, quanto sia vicino a dove le persone vivono, zone in aree industriali, in centri commerciali, questo lo vediamo tutti. Però attenzione, se poi andiamo a vedere chi gestisce queste cose, capiamo che ci sono interessi fortemente bipartisan e capiamo perché queste cose sono sopravvissute da una gestione all'altra. Allora, ho detto che sono ottimista. Io credo che alcune mobilitazioni recenti ci abbiano insegnato che dal basso forse si possono cambiare le cose. E il fatto che qui ci sia tanta gente e tante persone che possono dare una mano può aiutare a cambiare le cose. Devo dire che la presente amministrazione si era insediata dietro tutto un movimento di tavoli, di discussione dal basso. Mi fa piacere che Giuseppe sia ancora qui, lui c'era anche in quei tavoli, però diciamocelo francamente, fate la festa Gabbato Santo, dimenticate i tavoli, dimenticate le discussioni, nominati assessori e nei punti chiave gli uomini di partito, che sono quelli fedeli, sono quelli che non toccheranno mai le situazioni come questa, e quindi arrivederci e grazie. Queste cose vanno cambiate e questa sinistra emofilica, questa sinistra anemica va cambiata, non verso l'estremismo, ma verso quello che
Scusate, se non devo fare il discuto l'invasione di campo. E devo dire però che ho sentito cose interessantissime oggi, in particolare voglio insistere su due punti. Il primo da universitario, è vero, l'università ha dei crimini nel non formare la gente, però io mi aspetterei anche da parte dei politici un atteggiamento diverso nei confronti dell'università che va cambiata. Oggi anche l'università è sotto attacco, c'è di incalzare l'università privata e si rischia di abolire il diritto allo studio. Ora, formare dei medici, formare degli specializzandi legati al territorio è un discorso che si può fare in una funzione dialettica, discutendone, vincolando eventualmente le borse di studio il percorso successivo nella regione che ti dà la borsa di studio, perché io capisco i giovani medici che se ne scappano, perché ho fatto un'indagine sul benessere nei servizi sanitari e stanno peggio quelli dell'ospedale che quelli territoriali. Il 30% delle persone che lavorano in salute ha sintomi depressivi, il 5-10% ha idee suicidarie. Si vive in Sardegna in una situazione terribile di stress perché i servizi sono quelli che sono. Quindi capisco i giovani che se ne scappano, però bisognerebbe vincolarli. Io ti do i soldi per studiare, tu rimani in Sardegna. Questo è il primo punto. Il secondo punto riguarda i giovani. Ne hanno parlato Simona Fonseca, ne ha parlato di gradevole intervento veramente della Pugliese, della Garante. Siamo in una situazione di vera crisi. E la crisi riguarda aspetti diversi, dai giovani bullizzati ai giovani delle classi superiori che si sentono, le classi elevate che talvolta si sentono onnipotenti e fanno dei crimini inenarrabili, ne abbiamo visti alcuni, e dietro questo c'è una situazione di caduta di valori sui quali assolutamente è necessario intervenire. Quindi ben venga la mobilitazione, ben venga la capacità di 2 minuti, dottor Carta. le pressioni sui politici. Io, anzi, concludo già qui, avevo già cercato di pensare a un intervento breve, visto che c'erano tanti iscritti, quindi bisognava essere incisivi. Vi ringrazio per essere qui e grazie per avermi invitato. Grazie a Mauro Carta. Volevo ricordare a tutti, credo insomma che tanti di noi lo sanno, magari qualcuno no, che il professor Mauro Carta è candidato all'Oscar per i diritti umani. Per il suo al Nobel, no l'Oscar. Scusate, premio Nobel, Oscar. Poi ne faranno un film. Allora, Rita Polo, Presidente della Commissione Salute e Benessere delle cittadine e dei cittadini del Comune di Cagliari. Grazie a tutti, è bellissimo l'Oscar, anche glielo vogliamo dare. Allora, anche io parto dal titolo perché questo invito è stato molto molto gradito da parte mia, per Gisella Trincas, per l'ASA, per l'UNASAM che lavora a livello locale e nazionale a mantenere queste due realtà. Penso non sia facile ma è fondamentale in questa azione di mobilitazione di competenze che partono dalle famiglie, dalle associazioni, dalle persone direttamente interessate ma che si devono portare a tutti i livelli istituzionali, ma penso appunto, così come l'impostazione di tutto questo lavoro, che la salute mentale o è comunitaria o non è salute, quindi sono perfettamente insomma, in questa linea. Anche io ringrazio tutti chi mi ha preceduto, oltre che i relatori diciamo, sul tavolo, però davvero Nerina Di Lindin, penso che è una questione di diritti delle persone, prima di tutto, ma anche di consapevolezza dei diritti e che i diritti devono essere esigibili, quindi anche tutti i discorsi
sui finanziamenti, sulle risorse, su quello che poi deve arrivare in attuazione direttamente alle persone, sia tutto collegato. E quindi anche i diritti sappiamo che sono non sempre acquisiti per sempre, quindi questa attività, questa azione e questo agire insieme penso sia proprio perché i diritti devono essere continuamente anche garantiti, ci sono e devono essere garantiti. Abbiamo parlato dei percorsi personalizzati e coprogettati, la conferenza anche nazionale penso sia da valorizzare e anche tutti i contributi che sono arrivati oggi, cioè oggi penso che ci sia stato un lavoro proprio collettivo in cui anche tante idee, tante proposte vanno ancora di più condivise. L'importanza delle pratiche, io vengo da una scuola di lavoro anche professionale con le persone a fianco, alle persone con disabilità e alle loro associazioni familiari, penso che le pratiche spingano davvero anche le leggi, cioè le buone pratiche sono fondamentali perché poi le leggi si radichino, cioè perché se è un diritto esigibile, se si può fare, si deve appunto attuare. Mi è piaciuta moltissimo l'idea di centri di salute mentale abitati. Penso sia fondamentale questa apertura che può partire dalle 12 ore, poi come dire si devono trovare dei provvedimenti, però l'idea che proprio non possiamo pensare che le persone trovino una cura, una soluzione, una riduzione delle loro difficoltà in ambienti chiusi e isolati. E penso che sia fondamentale rafforzare le figure educative e di sostegno, quindi non solo quelle psicologiche, cliniche, no? Perché sennò la salute poi non si traduce in prassi, in comportamenti, in percorsi, anche in orientamento. Il supporto può essere forte, meno forte, leggero, ma aiuta questi percorsi. Senza le figure educative, anche professionali o di operatori formati, e che lavorino sull'empowerment, una parola che mi piace anche se è complessa, però vuol dire davvero coscienza del proprio potere, sviluppo e poi anche esercizio, no, di questa autodeterminazione che spesso va accompagnata, cioè sappiamo quanto è importante il sostegno per l'autodeterminazione delle persone e anche le figure importantissime che sostengono chi non si può rappresentare da solo in certi momenti, no? Quindi anche questo rapporto anche con gli amministratori di sostegno, ma anche con tante figure educative nei programmi personalizzati. La povertà penso che oggi community sia di chi non entra, non accede nei servizi, non conosce la rete dei servizi, quindi senz'altro un problema fortemente economico, ma anche di conoscenza, di informazione. E quindi penso che il sistema rete di sostegno e di servizi debba necessariamente allargarsi a livello appunto dei servizi pubblici, prima di tutto, ma anche di quella che è la rete amicale, familiare e sociale. Non sono problemi individuali, sono problemi sociali collettivi. Siamo tutti d'accordo che siamo davanti a fragilità di sistemi, tutti l'avete detto, è fragile la scuola, è fragile la famiglia, è fragile la società, sono fragili le professioni, manca tantissimo personale ovunque, anche nei servizi sociali, anche nei comuni, nella regione, magari occorre una riorganizzazione, non è tanto la quantità ma come viene organizzato. Ed è fondamentale il sistema di salute territoriale. Certamente il quadro e l'orizzonte è questo di essere convinti e attivi nel portare avanti le riforme che riguardano il sistema che è fallito della protezione e cura in ambienti separati. Verso il sistema di promozione, questo ormai della persona nella sua comunità, questo ormai lo dicono le leggi che sono diventate anche livelli essenziali. Quando diventano livelli essenziali di servizi, devono essere garantiti da fonti di finanziamento previste nelle leggi di bilancio. Quindi se questo avviene, la ricaduta è anche nel fondo sanitario regionale per quanto riguarda la salute mentale e altri provvedimenti del sociosanitario, che poi arrivano ovviamente ai distretti, no? Delle ASL e anche in parte a fondi sociali del comune o degli ambiti territoriali plus.
Quindi dobbiamo avere certezze di risorse anche sul personale. Se si tratta di grande progettazione che richiede del tempo, noi sappiamo quanto difficile è passare dal progetto, dalla progettazione all'attuazione, però dobbiamo essere certi che poi il personale, cioè anche la spesa cosiddetta corrente delle istituzioni, per esempio di un comune o di un distretto ASL, possa essere utilizzata per il personale, perché se non mettiamo risorse anche strutturalmente nel personale, significa che poi devono essere risorse garantite negli anni. Le istituzioni non possono assumere, i servizi non possono assumere per un anno, perché giustamente dicevate, non esiste che poi chi entra e inizia a lavorare anche bene, magari abbia un contratto nei servizi pubblici così precario. Ecco, tutto questo chiaramente è complesso, ma è una realtà di cui è anche importante essere informati. L'emergenza salute penso che non può essere un pronto soccorso sociale, no? Deve esserci proprio questa rete e conoscenza e diffusione delle informazioni. Quindi anche il mio compito è portare in comune i cittadini e le cittadine con le loro esigenze, ma anche il comune e i servizi verso le persone. Quindi creare occasioni di incontro. Ad esempio ieri abbiamo iniziato, certo non è risolutivo, un primo dibattito in Consiglio Comunale sull'assistenza sociosanitaria, che è una cosa anche un po' vaga, che è difficile anche da capire, da conoscere. Chiaramente c'è stata un po' di polemica perché l'assessore regionale aveva degli impegni e non è potuto venire, ma il livello del distretto è fondamentale e qui mi ha fatto piacere sentire chi è intervenuto precedentemente. Ci sono cose di cui dobbiamo essere anche coscienti. Come dicevate, abbiamo parlato per esempio delle dimissioni protette, il passaggio ospedale ai territori è delicatissimo, il rafforzamento anche per il PNRR della casa come primo luogo di cura, perché vuol dire che le persone possano e devono scegliere come e dove abitare, quindi la persona al centro e i servizi intorno. E quindi abbiamo parlato dei progetti di vita della persona, benissimo anche tutta l'esperienza pregressa che abbiamo e anche in altre regioni funzionata per la salute mentale e il budget di salute. L'importanza, per esempio, anche per Rita, 2 minuti. anziane, sto per chiudere, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta. Una delle sperimentazioni a Cagliari sarà questo centro di salute di Sant'Elia che è nato con molta spinta dal basso, con una storia anche di occupazione, per dire, di quegli spazi, e poi è stato ripreso ultimamente da molte realtà sociali che ci sono a Sant'Elia e dalla volontà del comune di realizzare questo incontro sociale, mettere a disposizione la sede, i locali, anche per attività socio-sanitarie. Ci saranno 2 medici di base, ci saranno attività di consultorio, ci sarà il presidio del servizio sociale che da un quartiere, dalla Palma, andrà fisicamente lì. Chiaramente osserveremo con attenzione, no, come vanno questi esperimenti e vorremmo che poi si potessero esportare in altri quartieri. Io penso che anche vedere qualcosa che si può fare, che si sta iniziando a fare, crei più fiducia e collaborazione con tutta la popolazione, perché noi cittadini e noi cittadine siamo agenti anche del sistema dei servizi, perché lo provochiamo, perché chiediamo, perché dobbiamo appunto essere consapevoli. Volevo aggiungere qualcosa, no, del fatto che dobbiamo davvero investire sui bambini, sui giovani, con loro nei loro luoghi di vita. Molti giovani, chi di noi ha contatto, si rende conto che chiedono servizi anche di psicoterapia, di sostegno, di tutte le categorie sociali. E non può essere un privilegio per pochi pagarsi lo psicologo, quindi vanno benissimo queste iniziative di aiutare tutti ad accedere ai servizi, anche di supporto psicologico, ma sappiamo che non bastano, che bisogna davvero considerare l'educazione e la formazione dei più giovani coinvolgente per tutti noi. Quindi anche essere coscienti che quando in un quartiere, in una scuola, parte un patto educativo di comunità, non è un problema della scuola, dei genitori o di chi frequenta quella scuola, ma come minimo di quel quartiere e di tutte le risorse che bisogna mettere intorno. Io direi che la direzione è chiara, c'è molto da fare, c'è però da fare insieme perché nessuno è in grado di rispondere a tutti questi bisogni. Ringrazio davvero l'UNASAM, l'ASAR, Gisele e tutti perché io penso che sia fondamentale
esserci, lavorare insieme nei tavoli e nella società, nell'ambiente lì dove ognuno è, supportare gli operatori che vedo anche qui, che magari sono da anni che cercano proprio di anche cambiare qualcosa che avvertono è veramente fuori ormai da quello che è la risposta al bisogno complesso che c'è intorno, ma ci siamo e penso che dobbiamo continuare questa strada. Grazie. Grazie Rita Polo, Presidente della Commissione Salute e Benessere del Comune di Cagliari. La parola ad Alessandro Coni. Alessandro Coni, psichiatra, neoresponsabile del Dipartimento di Salute Mentale di Cagliari. Buongiorno a tutti, mi sono perso un pezzo del dibattito perché c'era un'attività in azienda e quindi mi sono fatto allontanare, chiedo scusa, quindi non riuscirò a proseguire la riflessione che state portando avanti. Partirei, se mi fai una domanda Roberto, parto meglio, perché ci sarebbero così tante cose da dire che anzi mi date anche 5 minuti così foro. Una domanda. Io ho concluso il mio intervento con due domande. Una domanda molto gettonata è quella sul perché, sull'opportunità di fare un centro di salute mentale sulle 24 ore. Sicuramente potremmo iniziare da questa domanda facilissima, Alessandro. Allora, facilissima perché... Ma anche un'altra domanda adesso che mi ci fai pensare, e se abolissimo i servizi psichiatrici di diagnosi e di cura, se riuscissimo a superarli? Bisogna abolirli. Andare verso il superamento. Allora, inizio dalla prima. Centri salute mentale a 24 ore, purtroppo, al di là di quello che noi pensiamo, c'è un dato numerico che ci dice che è assolutamente impossibile. Posso dire che la nostra azienda dal 2024 al 2026, al netto di quelli sostituiti, perderà tra i 15 e i 18 psichiatri. L'università ne sfornerà quest'anno 8-9, per cui solo l'azienda di Cagliari non riuscirà ad assorbire le persone che andranno a mancare. Quindi ovviamente sarà difficile tenere aperti anche tutti i giorni. Di fatto Cagliari, che vuol dire Cagliari non è San Luigi dove lavoravo prima, una grande città, ma Cagliari d'estate il mercoledì chiude, il mercoledì sera chiude, perché non abbiamo i numeri per tenerli aperti neanche durante la settimana. Sostanzialmente manca la metà degli operatori che noi dovremmo avere, per cui abbiamo un problema numerico, però io ritengo che questo fa parte di tutto quello che sta succedendo e che stanno decidendo anche a livelli molto più alti delle nostre teste, perché nel momento in cui ovviamente si taglia la spesa per la sanità, perché dobbiamo costruire missili, eccetera, eccetera, no? È logico che noi va a crollare, quindi sono cose che stanno succedendo molto più in alto di noi. Nel momento in cui c'è un'economia che governa i governi, allora è logico che quei pochi miliardari che si incontrano a Davos non pensano certo alla fragilità delle persone che vengono nei nostri servizi, quindi ovviamente abbiamo una sanità sempre più fragile, perché sono sempre meno finanze, ci sarà un'autonomia differenziata, per cui avremo ancora meno soldi, i nostri medici andranno fuori. Mentre venivo qui, mi ha chiamato un collega e mi ha risposto alla mia richiesta di aspettative, ho detto non ti posso dare un'aspettativa perché chiude il tuo servizio e io mi metto nei guai, lo capisci benissimo. Sì, lo capisco benissimo, ma un giorno vengo a fare due chiacchiere perché mi licenzio. Questo sarà il 16° psichiatra che perdiamo, e così di fila, si stanno licenziando i colleghi. Perché si lavora in trincea in una situazione insostenibile, assolutamente insostenibile, perché la fatica è immensa, l'età sta crescendo. Nel mio servizio, per esempio, l'età media di 61 anni, non è mica uno scherzo,
Diciamo, ci siamo riuniti 25-30 volte perché è morto uno dei nostri genitori e sono nati tre giovani, diciamo. Questo è il clima, ma sappiamo che sta succedendo in Sardegna, che abbiamo preso negli ultimi 10 anni 100.000 abitanti, che quest'anno, l'anno scorso, sono nati la metà dei bambini che sono nati nel 2020, cioè, sono dei numeri catastrofici. Allora, fermo restando che la situazione è veramente insostenibile. Io devo ringraziare i colleghi che, salvo rarissime eccezioni, sono dediti e lavorano oltre misura. Un giorno c'era un collega che stava male, diciamo vai a casa, stai male, non è andato a casa e poi l'hanno ricoverato. Poi è successo anche a me dopo 2 settimane, ma voglio dire, alla fine si rischia la pelle dentro i nostri servizi, si rischia la pelle perché quando il carico di lavoro è insostenibile, quando si arriva a casa non si ha neanche la forza per mangiare, quando non si dorme perché tu fai l'accesi, perché ci sono un sacco di cose da fare, invece che raccogliere i sogni che dovrebbero indicarti la via da seguire e ti svegli perché ti ricordi che devi fare una delibera, che c'è quella cosa, insomma, la nostra salute salta in aria. Io, come direttore del Dipartimento, una cosa che ho fatto, ho cercato di fare in accordo con i colleghi un progetto di supervisione dei nostri servizi, proprio perché le dinamiche istituzionali vengano rielaborate, i conflitti non diventino tossici, ma possano essere utilizzati in maniera costruttiva, perché se non ci prendiamo cura dell'istituzione, che deve essere sempre istituente, deve avere sempre, generare nuova vita, è una catastrofe. E i nostri servizi sono servizi tossici, ascoltopatici, uno non ce la fa più, spera che i pazienti non arrivino, la situazione è questa. Se uno ha più di quello che può fare, se uno ha 400 pazienti, 450, ma che cosa fa? Cosa può fare? Se uno ha mi ricordo, si diceva, se uno ha 150 amici su Facebook, non possono essere amici su Facebook, ma dico, a 450 pazienti, 400 pazienti, che cosa si può fare? Cosa si può fare? È una cosa insostenibile. E quindi chi è in trincea dice, ma arriveranno i rinforzi dalle retrovie, però giocando sulle parole direi che essere in trincea vuol dire anche che non ci possiamo trincerare dietro le difficoltà e dobbiamo trovare altre soluzioni. La situazione è questa, dobbiamo trovare altri paradigmi di riferimento, lavorare in altri modi. Quindi, per tornare alla domanda di Roberto, CSM a 24 ore, io penso è insostenibile, però è sostenibile una comunità aperta 24 ore su 24, ossia fare dei progetti che integrino i centri di salute mentale con le comunità dove si possono dare risposte tutti assieme. Faccio un esempio, un giorno era stato di altri tempi, c'era un ragazzo che deve essere ricoverato, si attivano tutta una serie di canali, telefonate, eccetera. Questo ragazzo interviene tutta la comunità, le associazioni, noi medici, non so, tutta una serie di... E quel ragazzo non è stato ricoverato. Ci siamo incontrati con un gruppo di pazienti, familiari e operatori su un grafico e abbiamo contato quante telefonate c'erano state quella notte, quante persone erano state coinvolte. Erano state fatte 70 telefonate, erano state coinvolte 30 persone, quel ragazzo non è stato ricoverato. Allora, questo è un modello che potrebbe funzionare in futuro. È accaduto quando questo? È accaduto a San Luigi 15 anni fa. Okay. Dove ovviamente in una periferia, dove quindi c'è un tessuto sociale molto più forte, una comunità molto più forte, però anche qui si possono fare le cose. La nostra allora non è uno show, non è un circo dove andiamo a esibirci, è la voglia di acchiappare risorse, di riflettere, di portare democrazia in un sistema come quello in cui stiamo vivendo. La democrazia è scomparsa, dove le persone non vanno a votare perché il nostro voto non conta, perché poi dicono allora diamo la parola a tutti quanti. I nostri pazienti non li difende nessuno, sono i più fragili. In Sardegna abbiamo dai 200 ai 250.000 persone con disturbi psichiatrici. Ma veramente è uno scherzo. 200-250.000 persone con disturbi psichiatrici vuol dire che sono coinvolte 1.500 persone, tutte le famiglie. Ma allora come facciamo a non renderci conto che si deve fare qualcosa? Ma è possibile che la psichiatria possa spendere tutti i soldi che vuole, ma tutti i soldi che vuole per comprare farmaci? Ma mica lo decide il direttore generale.
l'hanno deciso quei signori di Davos che decidono come si fa la ricerca, no? Allora io posso spendere milioni in farmaci e nessuno mi dice niente, ma se io devo comprare un pallone non lo posso comprare perché i soldi non li trovo. Se devo comprare un pallone, mi fa giocare a pallone i pazienti che non li trovo i soldi, è un'azione quasi impossibile e non viene finanziata. L'ultimo finanziamento fu del 2008 con la dottoressa Filippini che veramente diede ossigeno e possibilità ai nostri servizi, poi non è successo più niente da questo punto di vista. Quindi, per esempio, questa è una cosa molto semplice, dare un minimo di soldi ai dipartimenti perché possano attivare, perché ci possa essere un po' di arte, perché ci possa essere un po' di poesia, che non sono solo psichiatri che sappiamo dare quei farmaci, poi quelli più illuminati fanno anche altre cose. Però, dico, questa è una cosa molto grave, ma è possibile che da poco siano stati dati altri 5 milioni di euro per la residenzialità che si mangia il 50% delle nostre risorse, le persone vanno lì e poi dopo non possono uscire perché dopo non c'è altro e quindi diventano dei manicomi perché sono delle scatole piene di gente di tutti i tipi, di tutte le età, di tutte le tipologie, di tutti i reati, tutti assieme come erano i manicomi e questo diventa un disastro, ma non io vedo i colleghi delle comunità, ma mica perché loro sono dei carnefici, perché il sistema funziona così, perché sono diventate delle scatole vuote senza senso sulle quali non si è più riflettute. L'ultima riflessione venne fatta nel 2018 e si decise, c'era anch'io in quella commissione, che gli accreditamenti dovessero essere fatti non solo in base a metri quadri e estintori, ma almeno dicendo quante ore ci doveva stare uno psichiatra, uno psicologo e cosa si doveva fare. Perché questi criteri non c'erano, erano delle scatole prive di senso. Un po' di senso è stato fatto, finito, ma si devono fare anche delle altre cose. Cagliari è rimasta per quasi, si è salvata per miracolo, a Cagliari si è salvata per miracolo e mi farò una marea di nemici e c'è il rischio di beccarsi denunce, ma Cagliari è una città che è rimasta quasi senza comunità umane autoposti. Ma com'è possibile che si aprono comunità, queste mi dicono i miei colleghi, sono cose che non devi dire perché è pericolosissimo, perché dove sono interessi non vanno toccati. Allora li tocchiamo. Com'è possibile che si aprono comunità fuori legge, che hanno più dei numeri che possono contenere per legge, in contesti dove non possono essere costruite? Perché nessuno protesta? Dove sono i colleghi? Perché non protestano? Se noi non riusciamo a difendere i nostri pazienti, abbiamo sbagliato un mestiere. Se noi non riusciamo a difendere noi dai soprusi, dalle porcherie, abbiamo sbagliato un mestiere. Ma questa è una cosa che non può starci. Non può starci. Perché qualcuno non interviene e dice che quello che è stato fatto non poteva essere fatto? Questo è il fatto. Allora, dobbiamo ricostruire perché Avorai? Perché dobbiamo dare voce alle persone che devono parlare, perché deve dare voce ai nostri utenti che possano avere il coraggio di dire le cose e di portare delle istanze e di creare democrazia dal basso, quella democrazia che non c'è più. No? Queste sono operazioni culturali che dobbiamo fare. Dobbiamo fare operazioni culturali perché manca la cosa, purtroppo, mancano gli operatori, c'è carenza di medici, ma come dice il mio collega, ci sono troppi medici con carenze, troppi operatori con carenze. Non ci fermiamo a riflettere sul fatto che si possono fare altre cose. Non possiamo... Anche gravissime carenze. Sì, lo so, ma anche tutti noi, perché non c'è tempo. Spazi come questi sono fondamentali, fermarsi a pensare, a riflettere dove possiamo andare. Poi c'era un'altra, magari ho finito il tempo. Qual è l'altra domanda? Gli SPDC potrebbe anche accadere un domani, se ci fossero altre risorse ovviamente, perché se chiude il SPDC e non lascio niente è una cosa, ma nel momento in cui c'è il personale per fare l'open dialogue, come fanno in Svezia, per cui si va nelle famiglie, si rimane un sacco di tempo lì, con la persona che sta male, magari non chiudono gli SPDC, ma magari si riducono il numero. Quindi è logico che se la scuola non funziona, le persone con disturbi psichiatrici aumentano. È logico che se la neuropsichiatria è inesistente, i disturbi psichiatrici nell'adulto aumentano. Ma è ridicolo che ci siano, che si facciano i servizi per gli esordi psicotici e psichiatria quando gli esordi psicotici esordiscono prima. Ma è possibile che noi
possibile che siamo anni che non si abbia un'indicazione da parte della regione, una, non dico due, una, su che cosa dobbiamo fare, un'indicazione, un pensiero, se non che dobbiamo accogliere tutti quelli che vengono ai nostri servizi. Che facciamo? Che vuol dire che molti servizi sono stati affossati. Noi accogliamo tutti quelli che arrivano da noi, però poi li perdiamo. Un terzo dei pazienti li perdiamo perché non ce la facciamo, con gravi responsabilità, perché se perdiamo un paziente, che il paziente succede qualcosa e non l'abbiamo visto, siamo colpevoli, al di là di tutto, anche se non è più un paziente psichiatrico. Allora, questa è una situazione di caos. La Sardegna purtroppo è una situazione drammatica. Forse diamo l'ultima possibilità per salvarci da precipitare nel fondo del minuto, Alessandro. Allora, ho sforato, va bene. Grazie Alessandro Toni. Gianfranco Pizzalis, psichiatra di medicina democratica. Dieci minuti. C'è solamente l'intervento di Cristiano Zagatti dopo il coordinatore dell'area Stato Sociale della CGIL nazionale che conclude. Buongiorno a tutti. Intanto voglio ringraziare Gisella e Lasa per l'invito e voi tutti per la vostra presenza. Diciamo che parlare adesso dopo quello che già si è sentito resta ben poco da dire probabilmente. Nel senso che la crisi la sappiamo tutti quanti, ce l'hanno espressa bene i colleghi e gli altri operatori che hanno parlato prima di me. Vorrei sottolineare che condivido quello che diceva Mauro Carta e quello che diceva Sandro Toni poco fa sul discorso delle comunità, perché anche la Dirindi diceva in Sardegna si sta spendendo molto, si sta spendendo per che cosa? Per le comunità terapeutiche. Questo io fino a 5 anni fa ero capo dipartimento della Sardegna centrale e il discorso era lo stesso, ma a parziale, come dire, non dico discorso, ma a parziale sottrarsi da quello che sta succedendo adesso, mi ricordo che 10 anni fa il direttore del Dipartimento di Modena, persona di un certo livello, la cosa che lamentava era che metà del budget del suo Dipartimento, a Modena, quindi stiamo parlando dell'Emilia, eccetera, metà del budget del suo Dipartimento andasse alle comunità terapeutiche. Questo era evidentemente una cosa che non si poteva vedere, nel senso che è come un po' il discorso che si faceva prima sul servizio di diagnosi e cura. Se noi abbiamo investito nelle comunità terapeutiche, se noi abbiamo investito sul servizio di psichiatria che è totalmente blindato e se sul territorio non abbiamo nessuno da mandare, è ovvio che non possiamo fare niente perché abbiamo invertito le priorità. La priorità è sul territorio, la priorità è nei centri di salute mentale con quello che possiamo fare. Questo induce una riduzione dei ricoveri, una riduzione delle ricadute, un miglioramento del benessere delle persone, degli utenti, delle loro famiglie, e quindi riducendo i ricoveri abbiamo meno bisogno di numeri di personale all'interno del servizio di psichiatria e meno persone vanno in comunità terapeutica. Se noi facciamo il contrario per tutti i motivi che abbiamo visto, è chiaro che succede quello che sta succedendo. Un'altra cosa che possiamo aggiungere prima di entrare nel merito del mio intervento è che tutto questo discorso, tutto questo che sta succedendo fa parte di adesso non so se stamattina ne abbiamo già parlato, il discorso che si sta andando verso la privatizzazione della sanità. Non vorrei dire parolacce, ma questo è quello che sta succedendo. Cioè, sembra che noi stiamo guardando un pezzo della sanità, ma il pezzo della sanità è all'interno del budget europeo, all'interno probabilmente di un orientamento a livello di tutta l'Unione Europea in cui si sta cercando di fare in modo di privatizzare, quindi di andare verso la riduzione o il mantenimento del pubblico a un certo livello, un po' come negli Stati Uniti, che c'è il livello diciamo minimo per tutti e poi gli altri livelli sono le assicurazioni, perché questo io suppongo che sia la fase successiva, perché già si vedono movimenti, non da noi che Sardegna siamo relativamente poveri, per cui qui le assicurazioni ci sono, anche qui vengono proposti, fai questo, fai quest'altro, però nei posti dove veramente Milano, eccetera, dove ci sono giri, le assicurazioni stanno cominciando a preparare. Questo significa che se non fermiamo in tempo questa
fuga verso il privato, verso l'assicurazione, finisce che gli ambienti che ha già le classi sociali superiori già cominciano a farsi le assicurazioni private, l'ordine dei medici già le propone, e chiaramente arrivano meno soldi, eccetera, c'è tutto un meccanismo che capite benissimo. Questo è un po' un rischio. Questo è quello che sta succedendo, non è un rischio, è una cosa che potrebbe capitare. Questo è un percorso in atto che sta avvenendo. Quindi è chiaro che su questo forse assessorato e regione potrebbero cercare di dire qualcosa. Voglio parlare un attimo, cominciare ricordando che il movimento e che la medicina democratica è un movimento che è nato nel 76 per tutelare il diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro. In uno degli ultimi numeri della rivista di medicina democratica c'è un discorso fatto in occasione della fondazione del movimento, dell'associazione, in cui il fondatore che è morto un po' di tempo fa, e che tra l'altro era nato nel 1924 come Basaglia, in questo convegno costitutivo sottolineava alcuni punti importanti che riguardavano gli intenti e gli obiettivi e gli impegni di medicina democratica. Il primo era quello di non separare il campo sanitario da quello sociale. 50 anni fa, stiamo parlando di 50 anni fa, mi sembra che siamo assolutamente nell'attualità. Operare per la deistituzionalizzazione e la territorializzazione dei servizi, che è quello di cui stiamo discutendo oggi. Rifiutare l'uso repressivo e di emarginazione della devianza. Anche questo è un discorso attualissimo, io credo. Ce ne sono anche altri punti, ma diciamo l'ultimo, che secondo me è abbastanza importante e attuale: promuove l'inserimento sociale delle persone con problemi fisici o mentali, che è questo che noi cerchiamo di fare. Detto questo, salto la parte che mi ero preparato sui dati, perché ne avete già parlato, avete forse la testa piena di questi dati, però una cosa la devo dire, lo diceva Salvo poco fa: un carico di lavoro per chiunque. Io so, come lo sapete voi, che all'interno delle nostre strutture si lavora in equipe, quindi c'è il medico, c'è l'educatore, l'assistente sociale, lo psicologo, l'infermiere, eccetera. Stanno mancando medici, psichiatri, ovviamente, spesso sono anche neurologi. L'ultimo concorso che abbiamo fatto 5 anni fa, mi sembra che il 60% dei partecipanti erano neurologi, che senza, per carità, però anche questo significa qualcosa. Io credo che la carenza di medici e di infermieri, perché ultimamente anche gli infermieri stanno presentandosi un po' di meno, oppure vanno a lavorare all'estero, per questioni anche economiche, ma probabilmente anche di tipo di lavoro, perché se tu vai a lavorare in un servizio di psichiatria devi fare tre guardie alla settimana, voglio dire, una vitaccia. Già lo è normalmente, in più c'è anche questo, perché probabilmente la sicurezza sul lavoro, non soltanto la umanizzazione dell'attività professionale. Quello che succedeva e quello che succede attualmente a livello di dati è che io ho fatto un calcolo rapido per Odistano, che è una realtà che conosco, col numero di persone che ci sono, col numero degli operatori che ci sono, col numero dei centri di salute mentale che ci sono, come diceva Antonello, abbiamo 5 centri di salute mentale, abbiamo 5 operatori sul territorio. Non c'è bisogno di fare grandi calcoli per capire che cosa si può fare. È vero che noi insistiamo e diciamo che si deve lavorare in equipe, soprattutto nei centri di salute mentale, quindi un primo passo in attesa che se arriveranno i colleghi a sostituire chi va in pensione, ma sono un po' pessimista sempre da quello che diceva Sandro, è certo cercare di delegare, cioè a un certo punto devi delegare, c'è lo psicologo che può operare, c'è questi nuovi terapisti della rieducazione che sono veramente persone in gamba, quindi tutto questo secondo me va fatto. Ho calcolato, ma tanto fornire un dato, poi passo alla nota che vorrei fosse positiva, cioè le buone pratiche, quello che stiamo facendo adesso. In un ASL di 150.000 abitanti come Oristano, ogni medico, ogni gruppo, ogni equipe, se vedesse 20 persone al giorno, che comincia a essere un numero non da poco, cioè ogni operatore o l'equipe vedrebbe sulle 400 persone. La necessità è almeno di 800.000 persone che vengono seguite. Quindi
riusciamo a seguire meno della metà. Poi certo, nelle proposte si può fare tante cose, però poi con la pratica dobbiamo anche valutare quello che si può fare. Però questo è importante. Sottolineare che comunque io credo, mi sono un po' informato sulle buone pratiche che sono attualmente in essere. Credo che queste stanno andando avanti, cioè la clinica, l'ambulatorio, la parte prescrittiva è un po', come dire, in sofferenza. Le buone pratiche, adesso poi arriviamo a Cagliari, dove i sentieri di libertà sono, voglio dire, intoccabili e abbiamo chiaramente il massimo probabilmente della concettualità e della praticità. Però a Oristano abbiamo... 2 minuti, dottor Pizzalis. Sì. Abbiamo l'agricoltura sociale, è stato firmato pochi giorni fa un progetto sulla base di un bando regionale, credo, le camminate, lo sport, il calcetto, cioè tutta una serie di attività, ciascuno delle quali ha dai 50 ai 60 utenti inseriti, che vogliono dire in tutte queste attività che poi si riproducono. Se andiamo a vedere a Sassari, anche lì abbiamo teatro, abbiamo il cinema, a Nuola abbiamo ancora più attività, danza-terapia, cioè tutte queste, io le vedo un po' come raggi di sole in questo momento critico, perché qui se mancano gli operatori o se gli operatori se ne scappano, perché anche i tecnici della riabilitazione non è che mancano solo i medici, anche loro stanno cominciando a farsi delle cooperative e a lavorare privatamente con le famiglie, cioè stanno togliendo al pubblico operatori fondamentali, non stiamo parlando solo dello psichiatra. Quindi questo credo che sia molto importante. Finisco dicendo che chiaramente in tutta questa criticità bisogna ampliare la collaborazione della salute mentale con i plus, che sono in ogni dovunque siamo, ci sono 20-25 plus in tutta la Sardegna, e hanno fondi. Sandro, su questo dobbiamo vedere anche fondi non direttamente nostri, ma per l'aspetto sociosanitario bisogna vedere. Per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi e il discorso abitativo, anche lì i plus ci possono aiutare molto. Lì chiaramente dobbiamo cercare di attivarci su questo campo. L'ultima cosa che vorrei dire, il coordinamento dei dipartimenti. È previsto dalla Regione, dall'assessorato, da un progetto forse fatto qualche anno fa, che secondo me non è molto più attuale, e non so se c'è ancora il dottor Zara. Comunque, è previsto un coordinamento dei dipartimenti. Questo è importantissimo. Quando noi, insieme agli altri colleghi dei dipartimenti, facevamo questo tipo di attività, gli 8 dipartimenti si vedevano regolarmente con una cadenza graduata da loro, poteva essere ogni settimana o ogni mese, ogni 15 giorni, si cercava un posto giusto dove vedersi. In questo momento, se la previsione era di farlo a Olbia, se è ancora quello, spero di sbagliarmi, perché se facciamo il coordinamento dei direttori di dipartimento a Olbia, dove già hanno ben altri problemi, e da Cagliari, da Iglesia, non so se deve andare a Olbia, stiamo dicendo non fatelo, quindi forse su quello, se è ancora quello, forse è il caso di modificarlo. In questo lo voglio proporre, visto che ci sono alcuni capi di dipartimento, San Luca, Oristano, Cagliari e anche di un certo peso, io credo che dovrebbero cercare in questo tipo di coordinamento di inserire rappresentanti delle comunità terapeutiche per discutere seriamente su certe cose, anche se diceva bene Sandro, ci sono quelli che possono aprire comunità da 50 posti e quelli che ne hanno 8 e sopravvivono. Ci sono quelli che possono aprire adesso e gli altri, come quello di Gisella o quest'altra di Oristano, che chiuderà a breve, che non si capisce perché chiudono per dare spazio ai nuovi, può essere, questa è un'altra ipotesi da prendere in considerazione. E quindi io direi che all'interno di questo coordinamento, chiedo a voi che siete ora capi di dipartimento, le comunità terapeutiche, le associazioni dei familiari, non perché c'è Gisella, ma perché è il polso del territorio, sono i familiari, perché il nostro lavoro serve a dare benessere all'utenza e ai familiari e di conseguenza anche ai vicini di casa, alla palazzina, cioè il territorio, cioè quello che veramente dal punto di vista del nostro intervento. Quindi non lo vogliamo mettere nel nostro, è un consiglio, poi è un'ipotesi di lavoro, vogliamo dire così. E infine anche forse i sindacati, perché se io credo che gli inserimenti lavorativi hanno abbastanza fondi da parte della regione, da parte del PLUS, da parte dei centri per gli inserimenti lavorativi, e quindi probabilmente anche i sindacati possono dare delle indicazioni.
riguardo a questo. Avrei altre cose da dire, ma mi fermo qui. Grazie. Grazie. Grazie a Gianfranco Pizzalis, psichiatra di medicina democratica. Ci stiamo avviando alle conclusioni. Volevi dire due cose, Gisella, prima di dare la parola? Ah, okay. Allora chiamiamo il Cristiano Zagatti, coordinatore area Stato Sociale della CGIL nazionale. Buongiorno a tutte e tutti, grazie per l'invito, grazie soprattutto per aver scelto ancora una volta di accendere un faro sui bisogni delle persone, bisogni che sono soprattutto nella salute mentale sempre troppo poco attenzionati. Non se ne parla, probabilmente ancora lo stigma è molto presente. Lo dico da subito, nel mio brevissimo intervento cercherò di far prevalere l'ottimismo della ragione, l'ottimismo della volontà al pessimismo della ragione, perché è vero che abbiamo un sacco di problemi, è verissimo, però voglio rassicurare anche l'associazione degli utenti, le associazioni e tante associazioni, che nei servizi di salute mentale c'è ancora buona qualità. Per cui è vero che abbiamo tanti problemi, che dobbiamo migliorare le condizioni, sicuramente, ma insomma abbiamo tantissimi bravi professionisti che riescono a mettere in campo la presa in carico. Abbiamo un servizio sanitario nazionale di qualità, ce lo dobbiamo ricordare, è da migliorare indubbiamente, ma dobbiamo dirci che è uno dei servizi sanitari nazionali che ha gli esiti di salute migliori al mondo. È un servizio sanitario prettamente pubblico che è sotto attacco. È molto evidente anche negli ultimi 3 anni, dal governo Meloni stiamo assistendo ad un calo importante del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e con esso anche il pezzo che riguarda la salute mentale. Per cui, posto che dovessimo arrivare anche a quel 5% per la salute mentale, nel momento in cui cala la torta, capiamo tutti molto molto bene che potrebbero calare anche le risorse economiche per questi servizi. È sotto attacco la 194, è sotto attacco la 180, ne avete parlato oggi tutti, c'è un disegno di legge del senatore Zaffini, presidente della Commissione Sanità e Salute, che di fatto vuol riaprire, la sintetizzo così, i manicomi. È evidente che c'è un'idea di costruzione di società molto lontana da quella che noi abbiamo ipotizzato fino adesso in questo incontro. Abbiamo parlato di impegno, di diritti umani, di mancato rispetto dei diritti umani, di dignità, di determinanti della salute. Abbiamo toccato la povertà delle persone e la correlazione che c'è tra povertà e salute mentale. Abbiamo parlato di povertà dell'infanzia, dei giovani. Abbiamo il 14%, più del 14% della popolazione giovanile che soffre una condizione di povertà. E di questa percentuale ne abbiamo un 14% che è coinvolta da deprivazione alimentare. Allora, come possiamo garantire a questi giovani un percorso di istruzione, un percorso che garantisce casa, che garantisce il diritto al lavoro, che garantisce inclusione sociale? Allora, ho detto che voglio provare anche a dare una prospettiva e anche forse suggerire qualche strumento in termini di percorso futuro. Io penso che abbiamo una grande opportunità davanti. A fronte anche di tutte queste difficoltà abbiamo una grandissima opportunità. Uno è il fatto che abbiamo la forza di stare insieme, di riunire delle persone, di provare a ragionare collettivamente, e poi ci sono anche degli strumenti normativi che non possiamo permetterci di non cogliere. Siamo di fronte ad un punto importante di rilancio del servizio pubblico che si traduce nella riforma dell'assistenza territoriale. E allora penso che provare a collegare la riforma dell'assistenza territoriale con le cose che ci siamo detti oggi, cioè parlare non solo di case di comunità astratte, ma
parlare di quali servizi devono essere all'interno delle case di comunità, compresi i servizi di salute mentale, o come mettere in relazione i centri di salute mentale con le case di comunità, come far vivere il territorio, perché è un punto nodale per provare a far parlare realmente le strutture sanitarie con i comuni, con il sociale. Cioè, se parliamo di integrazione sociosanitaria, bisogna immaginare anche l'architettura con cui portiamo a sintesi questo ragionamento. E allora penso che non lo dobbiamo fare solo tra di noi, solo tra virgolette, perché se sono importanti questi incontri, sono importanti questi momenti di dibattito, devono trovare anche un altro sbocco. Devono trovare uno sbocco più ampio, di grande respiro, non devono fermarsi a oggi. Dobbiamo ricordarci che anche in Sardegna abbiamo 377 comuni, che significa grosso modo che abbiamo più di 4.000 consiglieri comunali, che abbiamo 377 tra sindaci e sindaci e che probabilmente abbiamo quasi 4.000 assessori. Abbiamo 60 consiglieri regionali e 16 parlamentari esprime la Regione Sardegna. E allora credo che momenti come questi, i contenuti che sono stati trattati oggi, debbano trovare anche una progettualità, debbano trovare quello che nel sindacato chiamiamo piattaforma rivendicativa, vogliamo chiamarlo programma, documento programmatico, manifesto, chiamatelo come volete. Io penso che la sintesi di questi contenuti debbano vivere all'interno dei consigli comunali. Proviamo a contattare nei 377 comuni sardi i consiglieri comunali, perché il livello di responsabilità istituzionale non è che si può vivere solo nella campagna elettorale. C'è un ruolo di responsabilità amministrativa che va avanti per tutto il mandato, e allora partecipare e creare dei momenti di condivisione e di partecipazione in ogni comune per chiamare i consiglieri, i sindaci, gli assessori e fare approvare degli ordini del giorno. Io non credo non ci siano cose che non si possono fare, che sono più alte di noi, perché delle due l'una: o la democrazia e l'architettura istituzionale che noi conosciamo non funziona, allora utilizzeremo quelle 6.000 persone magari per metterle al servizio della sanità, oppure io credo che la democrazia serva assolutamente e debba funzionare. Io penso che la CGIL, con tutte le sue camere del lavoro, possa rappresentare un punto di riferimento e agire un ruolo importantissimo per provare a favorire la costruzione di reti, per favorire quel concetto di comunità che oggi stiamo perdendo, per provare a contrastare quell'individualismo che ci mette sempre più nella condizione, certo, di sentirci soli, ma anche quello di non riuscire a costruire quei momenti collettivi che possano migliorare la condizione di ognuno e di ognuno di noi. Cioè provare a far discutere anche le tematiche specifiche, perché la salute mentale è molto sentita da chi è coinvolto direttamente, degli operatori e le operatrici della salute mentale, dal sindacato, ma fuori risulta un pezzetto di un insieme che deve trovare alleanze differenti per far sentire la propria voce. E allora penso davvero che nella riforma dell'assistenza territoriale questa possibilità ci sia. Dobbiamo chiamare, lo ridico, a responsabilità a tutti i livelli istituzionali, perché l'insieme dei comuni possa parlare con la propria voce con l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, possa portare le nostre rivendicazioni, quelle costruite tutte insieme a livello regionale, ma si possa far sentire anche la nostra voce nella discussione parlamentare. Oggi Parlamento, luogo svuotato rispetto ai propri doveri e al proprio ruolo. E allora non credo che sia interesse, spero di sbagliare, ma non credo sia interesse di chi oggi, di larga parte dei soggetti che hanno un ruolo istituzionale, quello di favorire la partecipazione, perché è più facile amministrare che governare
con il consenso delle persone e appunto il coinvolgimento. Allora credo davvero che se ci si salvi davvero, se si va avanti e si agisce insieme e non solo uno per uno, citando Berlinguer, nella terra di Berlinguer, penso che l'insieme delle associazioni, il sindacato, l'abbraccio che dobbiamo fare alla politica, agli amministratori e ai sanitari, nei confronti come questo moltiplicati, possano rappresentare un futuro migliore anche per la salute mentale. Ne abbiamo l'occasione, dico l'ultimissima cosa, ne abbiamo l'occasione anche di aprire un dibattito dandoci dei tempi. Siamo quasi a ridosso della discussione della legge di bilancio. Bisogna assolutamente accelerare questa tempistica perché significa diversamente che ne riparleremo il prossimo anno. Perché una volta decisi i portafogli, la legge di bilancio è il grande portafoglio dello Stato, quota parte di quelle risorse come vengono spese, siamo già arrivati lunghi. Io penso anche, e finisco, che sia arrivato il momento anche di lanciare una legge di iniziativa popolare a sostegno del Servizio Sanitario Nazionale, della salute mentale e degli operatori della salute mentale. E penso che questo lo si possa fare tutti insieme e probabilmente davvero nei prossimi giorni potremo avere una proposta da discutere e da portare avanti insieme. Vi ringrazio. Bene, quindi questa mattina ci lasciamo, ci salutiamo, ma credo con fiducia, insomma, no? Gli interventi sono stati tutti importanti, tutti arricchenti e credo che, come insomma ci sollecita anche Cristiano Zagatti, che noi dobbiamo lasciarci con l'impegno della costruzione di una piattaforma. Sono assolutamente d'accordo. Penso che alcuni di noi debbano rincontrarsi in questi giorni, quindi io direi che possiamo partire dalle organizzazioni presenti, quindi la CGIL, l'ASA, la Medicina Democratica, insomma tutte le organizzazioni che riusciamo a coinvolgere e provare a buttare giù una proposta regionale che accolga insomma le urgenze, le urgenze che sono decisamente più importanti, più significative, e aprire un confronto ampio con le istituzioni, quindi non solo con la regione ma anche con le amministrazioni locali. Credo che però dobbiamo anche dirci che oggi dobbiamo prendere un impegno, lo dico guardando l'onorevole Frau, che sono certa che accoglierà questa nostra richiesta. Credo che tutti quanti possiamo chiedere che entro la data del 10 di ottobre, che è la giornata mondiale della salute mentale, la giunta regionale, unitamente all'assessorato alla sanità, debba costituire il tavolo regionale di programmazione. E quel tavolo l'abbiamo già espresso all'assessore alla sanità, già in diversi incontri che abbiamo fatto. A quel tavolo devono essere chiamate necessariamente le organizzazioni dei familiari degli utenti, ma a quel tavolo devono stare le organizzazioni sindacali, tutti i dipartimenti di salute mentale, le università, l'ANCI e anche il terzo settore. Se noi non partiamo da questo, quindi dalla costituzione di un tavolo regionale di programmazione, noi non riusciremo a fare assolutamente niente. Quindi, insomma, chiediamo l'impegno forte della regione, dei consiglieri regionali, perché questo avvenga entro la data del 10 di ottobre.
Poi noi abbiamo come organizzazione un appuntamento nel mese dei diritti umani che tutti gli anni organizziamo. Abbiamo già programmato la giornata della Dichiarazione universale dei diritti umani per il 10 di dicembre, che anticiperemo al 9 dicembre, e in quella giornata noi vogliamo portare appunto le esperienze positive, importanti che esistono nel nostro territorio, ma anche nel territorio nazionale, e avvieremo anche un confronto con un'esperienza che a noi sembra molto importante, che va anche nella direzione di quella nostra idea di andare verso il superamento degli SDGs, perché sarà presente il direttore di un servizio di salute mentale di Trento, Antonio La Salvia, che ha chiuso l'SPDC e ha attivato il centro di salute mentale sulle 24 ore, aperto tutti i giorni, ma ha attivato anche un servizio per l'adolescenza, perché come tanti di voi hanno detto, in modo particolare Carla Pulighetto, noi non possiamo pensare che tutti i servizi che attualmente noi utilizziamo possano andare bene per tutti, in modo particolare per i minori e gli adolescenti. A Trento hanno realizzato un servizio specifico per gli adolescenti. Credo che questa debba essere anche, che questa esperienza possa essere per noi una opportunità di confronto. Quindi noi ringraziamo veramente tutti, siamo molto contenti, molto soddisfatti di come questo incontro è andato, siamo tutti sulla stessa barca, e credo che tutti dobbiamo, garantire una buona navigazione di questa barca. Grazie.